Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste, buon inizio di settimana a tutte e a tutti. Oggi avremo ospiti in studio Federico Monti di Adesso Trieste e Elena Danielis del Movimento 5 Stelle. Se volete parlare con i nostri ospiti oppure fare semplicemente le vostre segnalazioni potete farlo chiamandoci qui alla diretta oppure scrivendoci una mail. Oggi la trasmissione durerà un quarto d'ora in più, quindi avrete tempo fino alle 10:15, poi tornerà anche a grande richiesta la ginnastica, quindi la ginnastica dolce, quindi seguiteci per tutta la puntata, andremo avanti appunto fino alle 10:15. Avremo la nostra rassegna stampa che cominceremo subito però con le previsioni del tempo, il sito dell'Osmer ARPA regionale. Allora, oggi lunedì 8 il tempo sarà ancora stabile sulla regione con afflusso di correnti secche occidentali. Da domani l'avvicinamento di una saccatura atlantica determinerà flusso di correnti sud-occidentali umide in quota che porteranno instabilità. Quindi oggi lunedì 8 giugno al mattino cielo sereno a poco nuvoloso, nel pomeriggio sulla zona montana cielo variabile con possibili locali piogge o qualche rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, specie nelle zone vicino al Cadore. Venti di brezza, temperature massime sopra la media del periodo. Andiamo a vedere martedì 9 giugno, la giornata di domani. Al mattino cielo poco nuvoloso, dalle ore centrali però aumento della nuvolosità, specie sulla zona montana, dove saranno probabili rovesci e temporali sparsi con piogge da moderate ad abbondanti. La pianura e la costa potranno essere interessate dai rovesci solo però in tarda serata. Nelle ore centrali soffierà vento da sud moderato sulla costa e sulla bassa. Vediamo ancora uno sguardo al mercoledì 10 giugno, tempo instabile sulla zona montana, cielo in prevalenza coperto con rovesci e piogge da abbondanti a intense, su pianura e costa cielo variabile con minore probabilità di rovesci e temporali rispetto alla zona montana. Tuttavia alcuni temporali potrebbero risultare localmente forti. Soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale al mattino e in serata nelle ore centrali soffierà scirocco da moderato a sostenuto. Questo è il quadro meteo per i prossimi giorni. Allora ora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Vediamo il piccolo di Trieste che si concentra sulla riforma dei porti, 13 milioni in bilico, rivisto l'impatto finanziario della legge di riordino delle 16 autorità messa a punto dal governo. Ecco le cifre per Trieste e Monfalcone. Iniziato l'iter parlamentare, i dubbi di presidenti e operatori, se ne parla molto in questo periodo, così come si parla molto del sondaggio SVG che vi abbiamo dato in anteprima noi all'ultima puntata di Ring. Verso le comunali il centro-sinistra sul candidato scelta non ovvia. Poi ancora via Tomins, la scatola di ferro davanti al museo, regalo non bomba. La visita sulla Laura Bassi, il cuore della nave, Trieste Antartide. Corso Saba, si aggrava la bimba travolta dalla moto in terapia intensiva. Vediamo il ritratto, il poliziotto che fermò Meran, gli sparai, era lucido. Il commissario Michele De Toni in pensione dal 1° giugno, lo vediamo fotografato. Coltellate al capolinea tra due giovani muggesani, solita rissa invece dietro le rive. Lite per gelosia iniziata sul bus, il padre di uno dei rivali ha visto tutto. Via Lazzaretto, botte nonostante gli agenti. Vediamo anche le notizie nazionali e internazionali, code applausi per Tamberi, Sport Business Forum vola, poi tennis Cobolli, un leone a Roland Garros, lotta con Zverev e poi cede al quinto. Formula 1 Antonelli favoloso anche a Monaco e a 5 vittorie di seguito. Il risico bancario, BPM chiama MPS, Polo da 50 miliardi ma Intesa rilancia e punta Generali. Le due strategie per un gruppo di primo piano, il commento. E poi Cortem Villesse, radici profonde in Arabia Saudita. Andiamo a vedere il piccolo di Gorizia Monfalcone che si occupa anche qui della riforma dei porti naturalmente perché interessa anche tutto il resto della nostra regione. L'Air Show apre la stagione a Grado, in spiaggia si guarda il cielo, naso all'insù per le frecce tricolori ieri appunto a Grado. Poi ancora Gorizia, il PD chiede più chiarezza sull'utilizzo dell'aeroporto. Poi l'artista, gli 85 anni di Dugo al Culturni Dom,
la prossima mostra. Marina Iulia, ciclabile, un rullo salverà le ruote dalla ghiaia molle. E sempre a Monfalcone, all'università, a 92 anni, amiche fedelissime dell'università della terza età. Poi Gorizia, il comune cerca un esperto a cui affidare la sicurezza nei giorni di gusti di frontiera. Si parla già di questa grande kermesse. Allora andiamo a vedere altri giornali. Il Corriere della Sera. Corriere della Sera, banche, parte la sfida su MPS, l'abbiamo già visto anche sul piccolo, per il Superpolo, BPM, fusione intesa, rilancia con Unipol e Biper. Dataroom, quanto pesano le leggi elettorali, questo è l'approfondimento di Milena Gabanelli. Poi Israele e Iran, nuovi venti di guerra, e questo lo troveremo un po' su tutti i giornali. L'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump, ora basta, trattate. Tutti intercettati, razzi lanciati dagli ayatollah, il leader USA Netanyahu non reagire, ma Ben Gvir devono bruciare, dice. Sport, quinto trionfo consecutivo in Formula 1, il tennista cede a Zverev, vediamo qui Antonelli da leggenda, dominio a Monte Carlo, e Cobolli, lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set. Calcio più triste con i telefonini, perdiamo talenti, dice ancora Fabregas, è stato un grande giocatore di calcio, un centrocampista geometrico e geniale. E poi ancora paura per Eriksen e ancora un malore durante la partita. La Repubblica, Iran, missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli USA, Trump a Netanyahu, fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Anche qui Antonelli, principe di Monte Carlo, Cobolli sfiora il trono di Parigi. Poi ancora risico bancario, sfida per MPS tra intesa e BPM. Ancora andiamo a vedere la stampa, Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, missili dei Pasdaran sul nord Israele, summit volonterosi Zelensky, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace. Intesa Unipol su Monte dei Paschi, oggi l'offerta con Biper dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generali. Andremo ad approfondire questo poi con le notizie dell'ultima ora, che ovviamente i quotidiani non sono riusciti a pubblicare. L'inchiesta, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati. Il prossimo fine settimana Roberto Vannacci riunirà il partito all'auditorium della Conciliazione a Roma, dove si terrà l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Il mondiale degli altri, giovedì al via al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza. Il sondaggio a casa per i troppi stranieri, questo dicono gli italiani. Ancora l'intervista Alex, io e Macca, la stessa anima, ci abbracceremo. Poi ancora il Fatto Quotidiano, commissione Covid, i consulenti Fratelli d'Italia fanno audizioni in caserma, sentiti di nascosto un PM e un militare. Risico, guerra su MPS, intesa disturba il terzo polo bancario di Giorgetti. I racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietro front, la testimone spaventata e lasciata sola ritratta dinanzi a un notaio. Pensioni, flat tax e armi hanno, il caso Minetti, insomma, torna su questo appunto il Fatto Quotidiano. Pensioni, flat tax e armi hanno ucciso il welfare, il fatto economico di oggi. Vediamo il giornale, gioia e dolore, Antonelli storico vince a Monte Carlo, un Cobolli eroico non basta a Parigi, lo sport in primo piano sul giornale. Poi prove di Superbanca, BPM propone la fusione a MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico, la rivoluzione del risparmio italiano. E poi missili iraniani su Israele, la tela europea per Kiev. E poi Meloni infinita, il Times la incorona, ecco i 4 segreti del suo governo, longevità e consenso.
Libero, città ricche sotto assedio, il mal di Maranza. A Milano in 8 tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e 2 feriti. I dispersi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni. Il 15 luglio decideranno se starò in cella fino a 90 anni, gioielliere, la Cassazione sui ladri uccisi. Vediamo ancora il Sole 24 Ore, famiglie, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alta alla detrazione per gli over 30. Dal microcredito nuove opportunità, quasi 3.200 progetti nel 2025 contro la povertà. E ancora, sempre sul Sole 24 Ore, affitti per la cedolare test in Cassazione. Vediamo ancora il Domani. MPS, grande sfida tra Intesa e BPM, il risico riparte, obiettivo generali, inizia il secondo tempo della partita bancaria, al Senato scoppia lo scandalo Silvestro, poi ancora Libano, Bibi scarica Trump e attacca, l'IDF bombarda i sobborghi di Beirut, le pressioni su Netanyahu per ribellarsi alla tregua. Questi alcuni dei titoli principali di oggi, ma torniamo sul piccolo di Trieste per vedere le notizie di casa nostra. Allora, la partita dei porti, molto importante, la nascita di Porti d'Italia SPA per Trieste, 13 milioni di costi, analizza il piccolo. I nuovi calcoli, l'impatto finanziario della riforma sull'autorità giuliana. In alto qui vediamo appunto la torre del Lloyd che è sede dell'autorità portuale. I trasferimenti preoccupano, ma aspettiamo il testo finale, il commento di Assoporti e in particolare del presidente dell'ADSP di Trieste, Marco Consalvo, dell'autorità portuale. Mari a rischio con la guerra, l'Adriatico resta strategico, il triestino Sonzio, vicepresidente di Maersk, è responsabile della sicurezza delle navi bloccate nello stretto di Hormuz. Ci sembrava tutto scontato, ma adesso sono in bilico la tenuta dell'economia e il mondo che conosciamo, dice l'esperto. Qui trovate questa lunga intervista sul piccolo. L'attualità, Zelensky, appello ai volonterosi, congeliamo la linea del fronte, vertice a Londra, il presidente ucraino pronto a trattare, Putin mi risponda e auspica la presenza di Starmer, Macron e Merz ai colloqui con la Russia. A Bruxelles continua il toto nomi su chi potrebbe rappresentare l'Unione Europea. Meloni respinge le accuse relative al vertice dell'Unione Europea, ancora Israele attacca Beirut, Teheran reagisce, Trump intesa vicina. Queste alcune delle notizie internazionali che abbiamo visto anche sulle prime pagine dei quotidiani. Torneremo all'attualità fra poco, ma andiamo velocemente, rapidamente alle pagine di Trieste e vediamo che si parla ancora del sondaggio SVG, centrosinistra sui dati e resa dei conti, candidato non ovvio, nome in estate. La coalizione esulta, la coalizione di centrosinistra appunto esulta per l'indagine commissionata dal PD, ma per raggiungere il municipio resta del lavoro da fare. La terza, leader e programma non esauriti con sondaggi. Qui vediamo appunto il capogruppo di Adesso Trieste insieme a Francesco Russo. Avremo fra poco anche a partire dalle 8 in realtà Federico Monti, che portavoce appunto proprio di Adesso Trieste, che vorrebbe un volto di rottura, sintesi di posizioni politiche e soggetti sociali. Qui vediamo anche la segretaria del Partito Democratico Maria Luisa Paglia e Paolo Menis del Movimento 5 Stelle. Da Rifondazione a Italia Viva quanto si allarga il campo, una squadra variegata chiamata a fare sintesi anche su temi nodali e non trasversali come acqua o immigrazione. Poi rivedremo insieme anche il nostro servizio, anzi forse è già in scaletta, il servizio che abbiamo mandato in onda sabato proprio a commento dell'anticipazione che avevamo fatto venerdì sul sondaggio di SVG proprio per quanto riguarda le prossime elezioni comunali. Rivediamolo insieme. Nessuno
Il suo nome compare tra quelli più conosciuti nel panorama politico triestino, ma Fabio Scocimarro di Fratelli d'Italia invita alla prudenza nell'interpretazione dei risultati del recente sondaggio SVG. L'assessore regionale all'ambiente e all'energia del Friuli Venezia Giulia sottolinea infatti come il giudizio sui dati debba tener conto delle modalità con cui l'indagine è stata realizzata e dei quesiti sottoposti agli intervistati. Il sondaggio, un'azienda molto seria, l'SVG, dipende anche per le domande che fai, visto che sono commissionata del PD, viene il sospetto che magari qualche interesse c'è a previare qualche tipo di risposta. Comunque i candidati vengono scelti dal centrodestra, non dalla sinistra. Mi fa piacere essere messo nel ranking dei papabili sindaco, anche se io non ho mai espresso la volontà di fare il sindaco. Ovviamente, come tutti quelli che fanno politica, siamo a disposizione del partito. Scocimarro evidenzia comunque con soddisfazione il livello di notorietà raggiunto, che attribuisce al lavoro portato avanti negli anni su temi strategici per il territorio, dalle questioni ambientali, vedi la Ferriera, ai progetti di riqualificazione urbana, vedi in questo caso il progetto Core Comune Regione per il ridisegno di Barcola. Per quanto riguarda il gradimento, che è a metà circa, va detto che le mie politiche sono politiche lunghe, non danno nell'immediato una risposta perché l'ambiente e l'energia sono a lungo termine. Io ho un figlio, guardo il suo futuro, a quello dei nostri nipoti e non al risultato immediato domani mattina. Guardando il futuro della città, l'assessore ribadisce inoltre la necessità di garantire sicurezza e decoro, indicando queste come priorità per lo sviluppo di Trieste. Una cosa è certa, che in una città come Trieste le risposte le può dare esclusivamente il centrodestra. Parlo ai problemi di sicurezza, immigrazione e quant'altro. La sinistra ha spalancato le porte, noi stiamo cercando, nei limiti del possibile, la bacchetta magica non ce l'abbiamo, di fare di Trieste una città non solo più bella ma anche più sicura. È un compito difficilissimo, ma noi siamo attrezzati. La sinistra, per quanto siano delle brave persone, i possibili candidati sindaci, poi si dovranno fare i conti con la sinistra, con l'estrema sinistra e magari con un schiavone assessore comunale. Allora, questa era l'intervista appunto a Fabio Scocimarro, che era stato indicato tra i principali possibili candidati, insomma, del centrodestra, come tra i più anche popolari, conosciuti, insomma, in città, come nome appunto espresso dal centrodestra. Noi però sabato abbiamo realizzato un servizio riassuntivo, insomma, di questo sondaggio di SVG che indica appunto questo vantaggio del centrosinistra, ma ci sono insomma tanti punti, sarebbe banale ridurlo a questo. Allora rivediamo insieme il servizio di Marco Stabile. Centro-sinistra avanti sul centrodestra a un anno dalle elezioni comunali, specie se futuro nazionale del generale Vannacci dovesse fare corsa solitaria. Federica Russo al top per popolarità fra i candidabili a sindaco di Trieste, con Di Piazza che rimane comunque il più noto. Sono queste le principali indicazioni che emergono dal sondaggio realizzato da SVG fra il 4 e l'11 maggio, intervistando 700 maggiorenni e residenti a Trieste, 2.967 non hanno invece risposto. A commissionare la consultazione resa nota ieri sera a Ring, il gruppo triestino e regionale del Partito Democratico. Fra i punti di partenza dell'analisi, la qualità della vita a Trieste, che sarebbe peggiorata negli ultimi anni per il 63% degli intervistati, dunque le ipotesi sul malcontento verso l'amministrazione, in cui svetta la proposta della cabinovia, battezzata però Ovovia dalla SVG, a quota 55, la gestione del tram di Opicina al 35 e i ritardi sui lavori pubblici al 29. Quanto alle personalità politiche note che vengono in mente spontaneamente agli intervistati, predominio del sindaco Roberto Di Piazza al 63%, seguito dal governatore Massimiliano Fedriga al 25% e dal consigliere del PD Russo al 18%. Tra quelle invece indicate dai sondaggisti sulla base di un elenco, ancora Di Piazza in testa con il 93%, seguito da Fedriga 92%, Russo al 75% e l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro al 74%. Infine l'orientamento di voto alle liste per le elezioni comunali dell'anno prossimo, con il centrosinistra dato avanti con il 49% contro il 41% del centrodestra, considerando però futuro nazionale di Vannacci fuori dalla coalizione conservatrice, quotato al 4,5% come ago della bilancia, più TLT stabile all'1,5%. Andando nello specifico, a guidare il centrosinistra ci sarebbe un PD al 21,5% contro il 16,5% della precedente tornata, adesso Trieste al 10,5%, 8,9% in precedenza, Listo a Russo al 5%, oltre 3 punti
punti in meno rispetto alle ultime comunali, Movimento 5 Stelle stabile al 3, dunque Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione, quest'ultima per oggi si smarca dallo schieramento, fra il 2 e il 2,5%. Nel centrodestra Fratelli d'Italia il 23% contro il 15,5% di 5 anni fa, Forza Italia il 7,5% in calo di un punto, Lega il 6% in calo di 4 punti, Lista di Piazza il 4% contro l'11% della precedente tornata con Di Piazza ricandidato sindaco e la nuova nata Idea Giuliana con mezzo punto percentuale. Quindi questo diciamo è la fotografia del momento, è la situazione, vedete, totale centrosinistra, totale centrodestra, è la somma dei partiti e il che non corrisponde veramente al dato della coalizione necessariamente. Per cui diciamo, per quanto riguarda il futuro nazionale, proprio perché le coalizioni non sono ancora formate, futuro nazionale può stare dentro o fuori. Adesso centrosinistra così com'è, con futuro nazionale fuori, avrebbe un vantaggio abbastanza ampio. Allora, questa è l'analisi del sondaggio, poi avremo modo di riparlarne sicuramente anche intervistando i nostri ospiti di questa mattinata. Poi torniamo però alla cronaca di Trieste. Vediamo che ieri c'è stata una lite per una ragazza sull'autobus accoltellato davanti al padre. Un 24enne è stato colpito alla stazione delle autocorriere di Muggia. I fendenti portati al torace, a una mano e a un braccio da un 19enne, la vittima è stata medicata a Cattinara, la prognosi è di una ventina di giorni. Questo è l'episodio, dagli insulti si è passati a spinte, pugni, calci, bottiglie in un crescendo culminato nella lama. C'è stata anche un'altra rissa notturna tra Maranza in via Lazzaretto Vecchio, senza pace, una decina di giovani si è affrontata in strada tra mezzanotte e l'una. Questa è la cronaca del fine settimana, rivediamola insieme nel nostro servizio. 3 coltellate al termine di una lite scoppiata per motivi sentimentali è quanto accaduto nella tarda serata di sabato a Muggia, davanti alla stazione delle Corriere, dove un giovane di 24 anni è rimasto ferito al torace, a un braccio e a una mano, dopo essere stato aggredito da un 19enne. I due, entrambi triestini residenti a Muggia, si sarebbero incontrati casualmente sull'autobus mentre tornavano da Trieste. Una volta scesi dal mezzo, tra loro sarebbe scoppiata una discussione degenerata rapidamente. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni, calci e persino il lancio di bottiglie. Il 19enne poi avrebbe estratto un coltello, colpendo il rivale con 3 fendenti prima di allontanarsi. Alla scena ha assistito anche il padre del 24enne, arrivato alla fermata per recuperare il figlio. L'uomo avrebbe tentato di fermare la lite senza riuscire a evitare l'aggressione. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Cattinara. Nonostante la perdita di sangue, le sue condizioni non sono gravi, con una prognosi medica di 20 giorni. I carabinieri di Muggia stanno ricostruendo nel dettaglio l'accaduto. Le immagini delle telecamere presenti nella zona avrebbero già permesso di identificare il presunto aggressore. Sul caso è attesa l'apertura di un fascicolo per lesioni. La notte tra sabato e domenica è stata segnata da tensioni anche a Trieste. Poco prima dell'1, una decina di giovani hanno scatenato una rissa in via del Lazzaretto Vecchio. Il gruppo poi si sarebbe affrontato in strada tra spintoni, pugni e calci, richiamando l'attenzione dei residenti e delle pattuglie impegnate nei controlli straordinari del fine settimana. Torniamo sul giornale, altra cronaca, il poliziotto che fermò Meran mi sembrò lucido e capace, racconta il commissario capo Michele De Toni, è andato in congedo il 1° giugno. Colpito Alejandro Chiese, l'ambulanza. Resinovic mi sembrò un suicidio. Ai nuovi agenti dico che serve passione ma anche umanità e forza di volontà, racconta il poliziotto. Vediamo ancora il blitz per fermare la banda legata alla mala del Brent, fu il più pericoloso appunto della carriera, con 50 agenti impegnati. L'ho trovato nel mio giardino e allarme bomba in via Tomins. Ignoto lascia una borsa con il biglietto fuori dal museo di storia naturale. Qui vediamo la cassetta con il foglio scritto a penna con tanto di grazie. Credeva di fare un bel gesto, invece ha innescato il caos. Le volanti della polizia, gli artificieri, un pezzo di strada transennato, la gente sbigottita che pensava a qualcosa di molto grave. Tutto questo per una borsa abbandonata per terra da una persona al momento ancora ignota. Dentro c'era un oggetto sospetto. L'involucro è stato rinvenuto ieri mattina attorno alle 10.
davanti al Museo di Storia Naturale di Via dei Tomins 4 dietro via Cumano. All'interno della borsa, appoggiata davanti all'ingresso della struttura comunale, era custodita una cassetta di ferro quasi completamente arrugginita. Si trattava, come appurato successivamente, di un vecchissimo contatore per l'energia elettrica, ma lì per lì non era affatto chiaro, anche perché da quell'oggetto strano fuoriuscivano dei fili e dei cavi sospetti. Ovviamente un ritrovamento del genere nelle vicinanze di un altro edificio situato a pochi metri dal Museo di Storia Naturale, cioè il De Enriquez, ha fatto scattare, insomma, attivato il protocollo previsto per l'allarme bomba, però si è appurato che era solo un vecchio contatore elettrico da cui fuoriuscivano alcuni cavi e fili. Addio a Rocco, figura delle generali, appassionato di sport e montagna, entrò nel Leone negli anni 70 diventandone direttore generale. Benito Rocco si è spento a 91 anni, qui lo vediamo, giocatore di rugby e poi nella sua amata montagna. Avvocati intercettati, penalisti in sciopero da oggi fino a venerdì, quindi avvocati in sciopero da oggi a venerdì. Anche la Camera Penale di Trieste aderisce alla sessione nazionale indetta dall'8 al 12 giugno in segno di protesta per le intercettazioni dei colloqui tra i legali e detenuti nel carcere di Perugia. Rompighiaccio Bassi, con un cuore diviso tra Trieste e l'Antartide. Viaggio alla scoperta della nave dell'OGS comandata dal triestino Sedmak. Qui vediamo alcune belle immagini. Oltre alla ricerca oceanografica offre supporto alla missione italiana al Polo Sud. È un privilegio essere qui guardando Piazza Unità d'Italia dalla plancia della nave rompighiaccio Laura Bassi. Il comandante Franco Sedmak lo dice con l'orgoglio di un triestino: sono di Contovello e da qua si vede casa mia, aggiunge, indicando il costone carsico, il comandante appunto della Laura Bassi. Qui vediamo la plancia di comando, la Laura Bassi appunto sulle rive. Ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio che comprende anche un'altra nave della ricerca che è ormeggiata proprio nelle vicinanze della Piazza Unità. Allora rivediamola insieme. Per la prima volta a Trieste due tra le più importanti navi scientifiche italiane, la Gaia Blu del CNR e la Laura Bassi dell'OGS, sono ormeggiate fianco a fianco lungo le rive, trasformando la città in un grande laboratorio a cielo aperto. L'iniziativa non è solo simbolica, le due unità eccellenze della ricerca marina e climatica sono state aperte ai cittadini per visite guidate che stanno attirando centinaia di persone. Circa 270 visitatori a bordo della Gaia Blu e 735 attesi sulla Laura Bassi nell'arco di 6 giorni. Accanto all'apertura al pubblico, la tappa triestina ha ospitato anche un confronto fra vertici scientifici e istituzionali. Il presidente del CNR Andrea Lenzi e i responsabili delle strutture hanno incontrato la dirigenza dell'OGS a bordo delle due navi, sottolineando il valore della collaborazione tra i due enti nella ricerca sugli oceani e sul clima. Da una parte la Gaia Blu, piattaforma oceanografica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, attrezzata per indagare chimica, fisica e biologia del mare su scala globale. Dall'altra la Laura Bassi, unica rompighiaccio italiana per la ricerca in forza all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, capace di operare fino ai mari polari. Due navi diverse ma complementari che raccontano una stessa direzione: rafforzare la presenza italiana nella ricerca oceanografica internazionale e avvicinare il grande pubblico alle sfide del cambiamento climatico. Allora torniamo ancora sul giornale, andiamo a vedere altre notizie che sono contenute appunto nel piccolo di oggi. Vediamo che ci trasferiamo per un attimo a Muggia. Muggia si fa laboratorio di pace, 3 giorni di incontri e mostre. L'iniziativa è promossa dalla diocesi di Trieste. Tra gli appuntamenti centrali c'è la rassegna sulla guerra in Ucraina. Poi Villaggio Un mare da mare con 150 alunni a Duino Aurisina, il progetto educativo organizzato dalla società sportiva San Marco con la Federazione Italiana Pesca e Subacquea. Trebiciano, campo di calcio assegnato alla Sant'Ignazio, finita la gestione Primorez, società legata ai padri gesuiti, conta 150 tesserati. Alla scuola Nazario Sauro 5 borse di studio ricordando il preside Lucio.
Ancora la notizia, l'aggiornamento della notizia che avevamo dato anche noi sabato di questo incidente, trasferita dal Burlo intubata la bimba travolta in Corso Saba. Abbiamo anche le immagini dell'incidente appunto che c'è stato sabato in Corso Saba, in cui una moto ha investito alcuni pedoni, tra cui una bambina appunto di 3 anni. Sono peggiorate le condizioni della bambina, che sabato pomeriggio è stata travolta da una motocicletta in Corso Saba mentre si trovava a passeggio con la mamma e un'altra donna. Stando a quanto è possibile apprendere, non sarebbe in pericolo di vita, ma la piccola, inizialmente soccorsa e portata all'ospedale infantile Burlo Garofalo, è stata trasferita in via precauzionale dalla struttura di via dell'Istria a Udine, dove si trova ora intubata nel reparto di terapia intensiva. L'incidente era avvenuto poco prima delle 18 di sabato. A innescarlo era stato un non vedente sui 30 anni che stava attraversando la strada, probabilmente senza rendersene conto, arrivato da Piazza Goldoni e diretto verso Largo Barriera. Una volta superata la Sala Bingo, anziché piegare leggermente alla sua destra, attraversare il vicolo di via delle Zudecche, invece aveva proseguito dritto attraversando Corso Saba in diagonale. In quel momento però arrivavano 2 motociclette. Nello scartare a sinistra per evitare l'ostacolo, la prima aveva urtato la seconda e quindi era finita la seconda appunto sulle donne e sulla bambina. Questo era stato l'incidente di sabato. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, diamo ancora uno sguardo in questa nostra rassegna stampa ai temi nazionali che sono oggi sui giornali. Andiamo alle pagine dell'attualità del Piccolo, vediamo che il senatore di Forza Italia accusato di abusi via alle verifiche, Francesco Silvestro, è stato denunciato dopo oltre un anno. La donna ha parlato dello stupro avvenuto nel suo ufficio, la Russa ha chiesto di procedere con gli accertamenti. Il movimento Pina Picerno lascia il PD e lancia Spazio Pubblico. Ancora Fratelli d'Italia spinge sulle preferenze per coinvolgere PD e 5 Stelle. Donzelli: restituiamo agli elettori la scelta dei rappresentanti, la maggioranza accelera sul DL lavoro. Ballottaggi, affluenza giù, oggi si vota fino alle 15, passata dal 36 al 28,2%. Le consultazioni amministrative coinvolgono 41 comuni, 148 centri sardi dove si vota al primo turno. Vediamo ancora altre notizie. Banco BPM vuole MPS, ma Intesa Biper studiano una contromossa. Qui vediamo il Palazzo delle Generali, Palazzo Berlam delle Generali proprio a Trieste, perché Intesa San Paolo, il cui CDA si è riunito ieri sera, mirerebbe a Mediobanca e al 13% del Leone. Le 2 strategie per un gruppo di primo piano. Andiamo ancora avanti sul Piccolo di oggi, si riparla del caso Minetti, la test ritratta, il fatto risponde, la nuova versione della massaggiatrice De Los Santos, mai vista Minetti coinvolta in attività di prostituzione, Travaglio annuncia la pubblicazione delle conversazioni. La polemica, indagato per terrorismo, incontra gli studenti. Notte prima degli esami si preparano in 500.000 i ragazzi, le prove di maturità iniziano il 18 giugno, gli studenti coinvolti sono 527.607 sparsi in 27.884 classi. Ci avviciniamo alla fine della scuola. Uccisa a 17 anni da un'auto, andava al lago con gli amici, stava camminando sul ciglio della strada verso il lago Maggiore, feriti altri 3 ragazzi e il guidatore di 30 anni. Crisi della pesca in mare aperto, cala il numero dei pescherecci in un Adriatico impoverito, e siamo alla pagina dell'Istria, Quarnero e Dalmazia. Vediamo ancora stop alla cementificazione, strette in arrivo sui campeggi, e segnaletica bilingue notiziari, le misure per l'italiano in Istria. Vediamo ancora l'attualità, l'oro, la caduta all'ossessione, Tamberi vola, stand innovation a Belluno per l'azzurro che racconta i segreti della sua rincorsa infinita.
Ancora altri protagonisti insomma, di questo evento del gruppo NEM, l'attualità, la stretta dell'intelligenza artificiale sul lavoro e la sfida della necessaria ridistribuzione del valore di Paolo Costa. Chi partecipa all'aggiornamento dei dati deve ricevere una parte del reddito, si dice in questo articolo. ANCE dice sì al DDL Casa, ma servono le risorse. Il presidente regionale dell'Associazione dei Costruttori Bertuzzo, bene il sostegno all'edilizia convenzionata. I commenti, tutti quei traguardi non ancora raggiunti, si commenta la riforma dell'ex ministro del lavoro Elsa Fornero, e poi perché chi lo sopporta va oltre il pessimismo e si parla della disperazione a Gaza. Vediamo le pagine di Gorizia. Gusti di frontiera, il comune in cerca di un esperto per la sicurezza, dovrà verificare anche che gli stand rispettino tutte le normative. Qui vediamo l'assessore Luca Cagliari impegnato appunto per la futura manifestazione di Gorizia. Al professionista il compito di valutare i materiali, layout, l'illuminazione e l'igiene degli alimenti. Parliamo di un evento tra i più importanti del Triveneto, serve un tecnico a supporto, dice l'assessore. Piste ciclabili, il GECT mette in collegamento Italia e Slovenia. Ancora sempre a Gorizia, Moretti del Partito Democratico, le aziende o i concerti, va deciso il futuro dell'aeroporto. Qui vediamo appunto due immagini simboliche del nuovo idrovolante che dovrebbe essere assemblato proprio all'aeroporto Duca d'Aosta con un grande investimento, e poi invece il palco di Cesare Cremonini che ha dato il via alla stagione dei concerti. La Giunta ha speso 14 milioni per sistemare le scuole, dice l'assessore ai lavori pubblici Sara Filisetti, sempre a Gorizia, dove l'artista Dugo spegne 85 candeline, il Kulturnidom lo attende per la prossima mostra. Qui vediamo ancora festa al Galilei Cossar, celebrate le eccellenze dell'anno scolastico, ma ci spostiamo a Monfalcone per parlare ancora di piste ciclabili. Ghiaia più dura contro l'affondamento. Mercoledì sarà ultimata con un rullo noleggiato dal comune l'operazione finalizzata a compattare il terreno fra Marina Iulia e Marina Nova per evitare che a chi si muove in bici i disagi patiti tra fine maggio e inizio giugno. Mindshift Flow Countdown in vista della prima crociera. Anche a Monfalcone si parla appunto di navi da crociera. Naturalmente qui vediamo la nuova nave passeggeri costruita nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, sarà consegnata venerdì alla società armatrice. Luciana Maria e l'Università della Terza Età, 92 anni, la voglia di imparare è un elisir. Sono le fedeli decane dell'Università della Terza Età che conta oggi 900 iscritti. Questa è la storia e la curiosità. Fondali ripuliti da 5 tonnellate di rifiuti, successo appunto tra Monfalcone e Staranzano. Le Falcon Girls crescono e approdano al Cosulic, la società femminile ha trovato un'intesa con l'Aris San Polo che gestisce lo storico impianto, e questa notizia ci porta alla pagina sportiva del lunedì. Allora vediamo, Unione al netto di altri intoppi, il budget è serio. Il direttore generale Daniello ha definito con la proprietà una cifra di circa 2 milioni per affrontare la categoria, una somma adeguata a costruire una squadra competitiva. Qui vediamo anche il vicepresidente Margiotta. Il progetto che sta per essere varato non prevede per forza di dominare la stagione e vincere un torneo difficile, ma comunque di consentire alla Triestina di collocarsi nelle zone alte della classifica e in zona playoff. Ieri ci siamo occupati della fideiussione per il centro sportivo della Triestina con il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Il nostro Bernardo Gulotta ha realizzato un servizio su questo argomento, allora rivediamolo insieme.
Se posso fare una battuta, io ho una alabarda a casa mia nel mio giardino in marmo che pensavo di regalarla ovviamente nel momento in cui viene inaugurato il centro sportivo. Ultimamente era stata ricoperta dall'erba, adesso ho tagliato l'erba intorno ed è emersa di nuovo. Si era espresso così il sindaco di Muggia Paolo Polidori mercoledì 3 giugno al termine della conferenza stampa allo Stadio Rocco, dopo aver ascoltato il direttore generale Giuseppe Daniello e il vicepresidente del club Marco Margiotta, che hanno dato rassicurazioni circa il progetto del centro sportivo della Triestina da realizzare a Montedoro nel comune di Muggia. Un ottimismo che ha riacceso la luce sull'iniziativa di Project Financing per la creazione della Casa dell'Unione, che dopo gli scossoni nell'ambiente biancorosso, vedi le situazioni di debiti, l'indagine della Guardia di Finanza, la retrocessione e i legittimi dubbi sul futuro della Triestina, era stato messo in un cassetto. Il recente blitz delle fiamme gialle però ha riportato le erbacce sopra l'alabarda del sindaco, almeno momentaneamente, in attesa di sviluppi sul caso delle fideiussioni false emesse dal club attraverso 2 intermediari esterni della società che oggi si apprende risultino indagati. Fideiussioni che dovevano coprire il debito per i pagamenti dello Stadio Rocco, e sempre di fideiussioni si parla anche per il progetto del centro sportivo, con Polidori che ha spiegato l'iter dal lato del comune di Muggia. Siamo pronti in qualsiasi momento, nel momento in cui viene presentato un progetto complessivo, ovviamente con garanzie e fideiussioni che coprano l'intera opera, a portare avanti entro 2 o 3 mesi, di portare in Consiglio Comunale il progetto che farà da variante. E ripeto, è giusto anche sottolinearlo, un progetto e un'opera che sarà di proprietà del Comune, perché sarà di proprietà del Comune essendo un'opera pubblica, anche se verrà data in concessione alla Triestina per tot numero di anni. Questo dal punto di vista però delle fondamenta della progettazione della Triestina ovviamente darà una forza molto in più, anche perché sarà un asset in più che valorizzerà il patrimonio della Triestina stessa e darà la possibilità anche di allenarsi magari con l'iniziale creazione di 2 campi, che daranno comunque un respiro enorme per quanto riguarda la società. E visto che siamo in tema sportivo, diamo uno sguardo anche alla prima pagina della Rosa, tutto il rosa della vita, la Gazzetta dello Sport. Fenomeno, Kimi sbanca Montecarlo, 5° trionfo di fila, Antonelli domina un GP emozionante con safety car e una nuova partenza. Il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio, la doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso. Cobolli è stato bello, dice il tennista, un set dal sogno a Parigi, ancora Eriksen, ancora paura, un collasso in campo, il mondiale gli italiani tifano Ancelotti, giovedì si parte il sondaggio SVG. Torniamo invece sui temi nazionali dell'economia e andiamo a vedere gli aggiornamenti sulla notizia che abbiamo trovato un po' in tutti i quotidiani, la troviamo sull'ANSA. Intesa San Paolo lancia un OPAS su MPS con il nuovo gruppo ai soci 61 miliardi al 2029. Unipol rileverà da Intesa 635 filiali da fondere con BPER. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo rende noto Intesa San Paolo, l'offerta su Monte dei Paschi avrà un oggetto massimo di 3 miliardi eccetera, insomma è un numero enorme di azioni dell'emittente. L'avvio dell'offerta è subordinato al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'offerta rappresenta un'operazione di mercato rivolta direttamente a tutti gli azionisti dell'emittente, tale da garantire loro la possibilità di essere gli artefici, con l'adesione all'offerta stessa, di un'aggregazione tra l'offerente e l'emittente che permette la piena valorizzazione delle potenzialità dei 2 gruppi. Si legge nella nota ufficiale. Questa è la nota appena pubblicata dall'ANSA. Torniamo invece a parlare del Generali Convention Center, perché Esatto, la società appunto Esatto SPA di Trieste, si è aggiudicata la gestione definitiva dei parcheggi del Generali Convention Center del Porto Vecchio. A parlarne ai nostri microfoni è stata la presidente di Esatto, Raffaella Del Punta. Sentiamola. A partire appunto dal contratto concessorio di cui abbiamo appena parlato, siglato il 22 dicembre 2025 con effetto dal 1 gennaio 2026, Esatto si occuperà del rinnovo
dei due parcheggi, parliamo dell'attrezzatura dei due parcheggi di Sant'Andrea e di San Giovanni. Oltre a questi impianti ve ne sono altri, ricordo in particolare quello di Roiano, che è stato recentemente inaugurato e peraltro con tariffe molto, molto calmierate, molto gradito ecco, alla cittadinanza da quello che vediamo nei dati della sua occupazione. E poi ci sono quindi a fianco a questi 2000 stalli nei parcheggi i 600 posti su strada. Un impianto nuovo che andiamo ora a gestire è quello afferente al Trieste, al GTCC, parliamo del Generali Convention Center. Esatto, si è aggiudicata la selezione, quindi siamo noi già adesso in gestione provvisoria a gestire questo importante sito, che presenteremo comunque completamente rinnovato, e su questo sicuramente insieme appunto a GTCC faremo una presentazione organica, quindi rimandiamo le notizie a una prossima occasione che organizzeremo insieme appunto al concedente, quindi il Comune di Trieste, e anche a Generali Convention Center. Ecco, intanto vediamo lo spettacolo delle frecce tricolori che incanta Grado. Ieri c'è stato insomma questo spettacolo tradizionale con tante persone, le vediamo a assistere a questo grande tradizionale spettacolo appunto delle frecce. Lo stiamo vedendo in queste immagini del piccolo. C'è stato appunto uno spettacolo che ha emozionato Grado, dove migliaia di persone hanno assistito naso all'insù al tradizionale air show dalla battigia. Qui vediamo alcune delle figure più popolari. Migliaia appunto, dicevamo, di persone hanno assistito a questo tradizionale spettacolo che è andato in scena, ecco, svolto perfettamente nei cieli sopra il golfo, sopra la laguna in realtà di Grado. Qui c'è anche il solista. Allora torniamo invece alle notizie. Questa era appunto la pagina online del piccolo. Torniamo sul piccolo però dell'Isontino e di Gorizia Monfalcone. Siamo a Ronchi dei Regionali Staranzano San Canzian. Scuole, sociale, cultura ed eventi, l'ultima manovra verso l'aula per quanto riguarda Ronchi. Ok dell'amministrazione, benvenuto alla nuova variazione di bilancio che dovrà ora essere votata dal Consiglio Comunale, parte delle risorse per interventi urgenti di manutenzione dopo la recente grandinata. Ancora andiamo avanti, gemellaggio con Divaccia rilanciato nel decennale a San Canzian di Sonzo. Richiedenti asilo, nasce lo sportello per aiutarli a Gradisca di Sonzo. Negli uffici dell'ex giudice di pace opererà un'equipe multidisciplinare. Sappiamo che Gradisca è sede anche del CPR per l'accoglienza appunto dei migranti. Allora si punta a migliorare l'accesso ai servizi e le condizioni di vita delle persone più fragili, questo l'obiettivo. Ancora sempre a Gradisca di Sonzo, cede soffitto in piazza, partono i lavori del teatro, post alluvione l'opposizione incalza, servono risposte. A Brazzano un incontro, a Brazzano di Cormonso, un incontro sulle famiglie ancora fuori casa dopo tanti mesi, sui ristori e sulla necessità di avere informazioni chiare. Brazzano chiede risposte su frana, ristori e sicurezza, e su questi temi l'amministrazione comunale non dà le informazioni richieste, così dicono appunto i residenti che hanno partecipato a questa iniziativa. Anche qui la domenica delle magie con le frecce tricolori, questo è successo appunto a Grado lungo la spiaggia con il tradizionale air show, ma c'è stato anche il Corpus Domini sul sagrato della Basilica
Basilica di Santa Eufemia, in 500 dopo la messa alla processione del Corpus Domini. L'assalto alle spiagge trainato dal concerto di Max Pezzali, pienone sul litorale fra turisti arrivati prima e chi invece ha raggiunto Lignano per l'evento di ieri sera. Questo è successo invece a Lignano. Diamo uno sguardo alla pagina della cultura e spettacoli. Gran vento, l'apparizione di Anna May Wong a Trieste, la diva della Golden Age di Hollywood che girò Shanghai Express assieme a Marlene Dietrich, arrivò in Italia nel 1935 per uno spettacolo di danza, attirando una folla di tifosi del cinema. Fu la prima star orientale del grande schermo, era orgogliosa della sua cultura d'origine. Sempre sulla pagina delle culture, con Man in Love, Irving Welsh torna ai luoghi di Trainspotting. L'autore scozzese riprende le peripezie dei suoi protagonisti là dove li aveva lasciati il classico trasposto al cinema da Boyle, in una storia fra anni 80 e 90 in cui il tema della droga è sopravanzato da quello dell'amore, ma nel suo stile. Storia familiare di Giacarta, droghe fra saggio e memoria. Ancora andiamo a vedere sempre la pagina delle culture, mostre, premi e panel, Festival del giornalismo al debutto domani, la 12ª edizione della nuova location del Giardino Excelsior, ospiti e focus fino a domenica per quanto riguarda sempre l'Isontino. Incontri e workshop invece a Staranzano, immersi nel verde per sentirsi meglio. Andiamo invece nella pagina sportiva, sempre proseguiamo con la pagina sportiva di Trieste. Bossi, l'incertezza è figlia di scelte ancora non fatte, l'ex play biancorosso è reduce da una stagione a Forlì. Spiace per la città e per gli amici, ma credo che questo silenzio sia il segnale che la situazione non è stata definita da Matjasic. I tifosi non devono perdere la fiducia. La corsa a scudetto vede Milano favorita, ma la Reyer è matura. Il punto sempre sulla stagione di basket. Il Futurosa lavora per la conferma di Masa e Edwards, intanto la qualità del lavoro giovanile è confermata dal 5° posto nazionale delle Under 14. Ancora sempre lo sport, San Luigi, Pinzi in uscita, Villanovic verso lo stop, il mercato sanluigino è in fermento, morte sirene sul centrocampista udinese, l'ex rosso labardato fortemente indeciso se proseguire l'attività agonistica. Il DS Michelutti, vogliamo ripartire dallo zoccolo duro e tornare in Serie B. Ancora invece a Gorizia la Juventina fatica a blindare i big Breganti e Zucchiatti, i più richiesti. Sistiana e Sant'Andrea confermano gli allenatori, questo per quanto riguarda appunto la pagina sportiva. Andiamo ora invece sul Corriere della Sera per vedere le notizie di carattere internazionale. Abbiamo ancora qualche minuto di rassegna stampa. Allora vediamo per il primo piano il Medio Oriente in fiamme, missili dall'Iran contro Israele, lo Stato ebraico, rispondiamo, 10 lanci in rappresaglia ai raid sugli sciiti a Beirut Sud, Ben Gvir, Teheran deve bruciare. Ancora altri titoli sempre sulla stessa notizia, Trump contrario a un'escalation, la telefonata a Netanyahu, non reagire, ora le trattative, il timore di ripercussioni sui negoziati, in allerta le forze USA nella regione, propaganda contro lo Stato, la condanna per Panay, il regista. Allora ancora vediamo invece la guerra in Europa e 5 punti per la pace di Starmer, Merz e Macron, Zelensky, congelare il fronte, la riunione a Londra e l'idea che siano i 3 leader a mediare con Putin, quindi vediamo appunto a Londra davanti alla sede di Downing Street. Meloni ignora il vertice a Londra e attende il G7 col leader USA. Roma rimane favorevole al formato E5. Nei prossimi giorni Crosetto e Tajani negli Stati Uniti. Ancora sempre sul Corriere della Sera abbiamo già visto banche, la battaglia per MPS, sfida tra i big della finanza.
ancora primo piano il risico di Piazza Affari, intesa la strategia di Messina con Mediobanca sul tetto d'Europa. Lega in subbuglio, Salvini al bivio, accettare o no il modello di Zaia. Per fare il vice l'ex governatore chiede un partito più nordista, il leader convoca un vertice mercoledì. Qui lo vediamo l'ex appunto governatore del Veneto insieme al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Qui vediamo le tappe. Il 3 febbraio il generale Vannacci, eurodeputato leghista e vice segretario, lascia il partito e fonda Futuro Nazionale. Poi ancora la concorrenza di Vannacci, sommata a numeri non positivi nei sondaggi, ha inasprito il duello nella Lega, dove la linea dei salviniani è contestata dall'ala nordista di Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. Dal parentado da espellere agli scarafaggi rossi, Vannacciani, il bestiario social, i dati dai 37.500 seguaci su X ai 150.000 di TikTok. Il test dei ballottaggi, cala l'affluenza, il 5,8% in meno di partecipazione rispetto al primo turno, urne aperte fino alle 15 in 42 comuni. Vediamo le leggi elettorali, quanto contano e per chi, è l'approfondimento di oggi dell'interessante data room di Milena Gabanelli. Dal 93 ne abbiamo cambiate 4, ora si va verso la quinta, stessa norma, 3 esiti opposti, nuove regole, medesimo stallo, perché il meccanismo si inceppa ai modelli utili solo ai partiti. Qui vediamo appunto tutta l'analisi della data room. Ancora la notizia di Picerno, il sostegno dei centristi, Calenda un passo importante, la vicepresidente del Parlamento europeo uscita dai Dem lancia il suo movimento. Abusi in Senato, falso, denunci, la Russa avvia gli accertamenti, un'imprenditrice accusa il forzista Silvestro di stupro, le senatrici PD. Sarebbe inaccettabile. AVS e 5 Stelle, l'Aula si occupi del caso. Ancora il caso Minetti, 4 pagine dal notaio, così la massaggiatrice nega i festini, le interviste sul ranch di Cipriani, il lungo silenzio, poi è arrivata la dichiarazione giurata. Elezioni in Armenia, il premier europeista in testa nello spoglio e poi 3 voti in 18 mesi, il Kosovo in stallo sceglie ancora Curti, l'ombra delle crisi sulle pratiche NATO e di adesione all'Unione Europea. Vediamo Williams, la regina, ritorno a 44 anni, conta solo divertirsi, la tennista dei record grazie alla famiglia. E poi ancora la ginnasta che denunciò gli abusi, Biles, ricovero e giallo, ho rischiato la vita, mai avuta tanta paura, l'ultimo tormento di Simone, mistero sulle cause. Modella aggredita e picchiata, cerco il ragazzo che mi ha salvata, Milano, l'episodio in pieno giorno, l'appello della trentenne, un eroe, viva grazie a lui. Qui vediamo Anna Aksamit, modella polacca di 30 anni che ha detto di essere stata vittima di un'aggressione di un gruppo di uomini a Milano, e qui vediamo l'ematoma all'occhio che ha riportato. Ancora, mi accoltellò 19 volte, mio fratello psicopatico, ora uscirà, ho paura, l'appello di Francesca, famiglie lasciate sole. Qui vediamo Francesca Rizzello, 43 anni, nel tondo, invece appena uscita dalla rianimazione dopo che il fratello l'aveva ridotta in fin di vita con ben 19 coltellate, un caso di cronaca del passato. Allora, auto investe 5 giovani a piedi, l'altra cronaca, muore una sedicenne, gravi gli altri, l'abbiamo già visto nelle prime pagine di alcuni quotidiani. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo.
Bentornati in diretta, 8:04 del mattino, diamo subito il buongiorno a Federico Monti, portavoce di Adesso Trieste. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Grazie di essere qui questa mattina, in questo lunedì, in questo inizio di settimana in cui inauguriamo, lo ricordo ancora una volta ai nostri telespettatori, un prolungamento insomma, della nostra trasmissione di un quarto d'ora, quindi andremo avanti fino alle 10:15, quindi continuate a seguirci e poi tornerà anche la tanto richiesta ginnastica, quindi anche questa è sicuramente vedrò se sono libero di... insomma, perché tante persone insomma, ci seguivano e continuano a seguirci anche in questa ginnastica mattutina, ginnastica dolce che fa bene un po' a tutti, no? Quindi continuate naturalmente a seguirci. Allora noi stavamo commentando così un pochino fuori onda le tante notizie che ci sono questa mattina sul giornale, a cominciare da questa analisi che si fa ancora del sondaggio SVG, l'abbiamo diffuso anche noi in anteprima insomma a Ring sul quello commissionato, no, dal Partito Democratico, che vede la coalizione di centrosinistra in testa per quanto riguarda le prossime elezioni comunali, quindi il prossimo anno. C'è anche il gradimento insomma, di alcuni possibili candidati a sindaco, quindi si comincia a parlarne. Allora, come vede intanto questo sondaggio, questi movimenti che si fanno in vista del prossimo anno ormai? No? Ma innanzitutto, lo ha detto anche il nostro capogruppo La Terza, anche nel corso di interviste, credo che la cosa principale, al di là dei numeri, delle percentuali, dei punti in più, punti in meno, ricordiamo solo un sondaggio, ricordiamo comunque che siamo un anno oltre dalle prossime elezioni, quindi tante cose possono intervenire a cambiare anche tanti aspetti. Credo che la cosa principale è riuscire a percepire un gradimento comunque generale della popolazione, delle cittadine e dei cittadini sul percorso che stiamo facendo all'interno della coalizione Futuro in Comune. Credo che questo qua sia un dato che premia lo sforzo e l'attività che stiamo facendo, che stiamo portando avanti per dare una opportunità a questa città di cambiare. E anche questo è un risultato che emerge da questo sondaggio, cioè la necessità di sentire dei cittadini che pongono delle critiche e delle osservazioni rispetto all'operato della giunta attuale. Quindi sono numeri che ripagano, diciamo, lo sforzo e l'attività che stiamo facendo e sono numeri che in prospettiva ci danno fiducia e ci danno comunque uno sprone a continuare la strada intrapresa. Dopo, come dicevamo, sicuramente leggendo i risultati siamo stati contenti anche noi appunto di passare a 2 cifre da quasi il 9%. È vero, perché che eravamo... secondo il sondaggio c'è una buona crescita. C'è una buona crescita, ma ripeto, non guardiamo più che altro, non guardiamo i punti percentuali, perché qua si tratta appunto di punti percentuali su un campione rappresentativo di 700 persone, quindi sì, con tutte le... diciamo si può prendere con le pinze questo, ma il dato complessivo è quello più importante, è quello che secondo me fra l'altro sarà consolidato anche nei prossimi risultati, il fatto che le cittadine e i cittadini esprimono delle perplessità e delle critiche sull'operato attuale e danno invece fiducia a una coalizione che si sta preparando appunto che sta lavorando per elaborare un programma, per elaborare una proposta di governo della città alternativa che metta al centro i cittadini e le cittadine e dia un cambiamento, diciamo. Quindi anche. Secondo lei il lato più interessante insomma, è un po' lo scontento per come stanno andando le cose, quindi come dicevo, le prospettive che questo apre? Cioè certo, questo apre. Ci sono questi 2 punti che vanno un po' a braccetto, nel senso che appunto la fiducia che i cittadini dai risultati di questo sondaggio danno alla coalizione e alla proposta appunto di lavoro che stiamo facendo, e dall'altra parte è una certificazione da parte della attuale amministrazione che
tante cose non sono state fatte. Non sono state fatte. Il primo è ovvio, pensare ai risultati del sondaggio lo consolidano, perché sono dei numeri che sono difficilmente contestabili, appunto nel discorso in primis dell'Ovovia, dei lavori pubblici, delle scelte operative che abbiamo fatto. Abbiamo perso tanti anni, abbiamo perso tanti soldi anche in un'opera che si sta, come abbiamo previsto, si sta essendo, come posso dire, certificata che essere insostenibile, improponibile, ingestibile e inadatta oltretutto alla città. È stato anche questo certificato in questo sondaggio, no? Allora, rivediamo insieme il servizio appunto proprio di Marco Stabile sul sondaggio SVG per vedere un pochino quali sono i dati di cui stiamo parlando e poi commentiamo ancora insieme a Federico Monti, non questo servizio appunto sull'intervista uno dei protagonisti del sondaggio, che era Fabio Scoccimarro, nel campo diciamo del centrodestra, ma proprio quello riassuntivo dei dati. Rivediamolo insieme. Centro-sinistra avanti sul centrodestra a un anno dalle elezioni comunali, specie se Futuro Nazionale del generale Vannacci dovesse fare corsa solitaria. Federica Russo al top per popolarità fra i candidabili a sindaco di Trieste, con Di Piazza che rimane comunque il più noto. Sono queste le principali indicazioni che emergono dal sondaggio realizzato da SVG fra il 4 e l'11 maggio, intervistando 700 maggiorenni e residenti a Trieste. 2.967 non hanno invece risposto. A commissionare la consultazione resa nota ieri sera a Ring il gruppo triestino e regionale del Partito Democratico. Fra i punti di partenza dell'analisi la qualità della vita a Trieste, che sarebbe peggiorata negli ultimi anni per il 63% degli intervistati, dunque le ipotesi sul malcontento verso l'amministrazione, in cui svetta la proposta della Cabinovia, battezzata però Ovovia dalla SVG, a quota 55, la gestione del tram di Opicina al 35 e i ritardi sui lavori pubblici al 29. Quanto alle personalità politiche note che vengono in mente spontaneamente agli intervistati, predominio del sindaco Roberto Di Piazza al 63%, seguito dal governatore Massimiliano Fedriga al 25% e dal consigliere del PD Russo al 18%. Tra quelle invece indicate dai sondaggisti sulla base di un elenco, ancora Di Piazza in testa con il 93%, seguito da Fedriga al 92%, Russo al 75% e l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro al 74%. Infine l'orientamento di voto alle liste per le elezioni comunali dell'anno prossimo, con il centrosinistra dato avanti con il 49% contro il 41% del centrodestra, considerando però Futuro Nazionale di Vannacci fuori dalla coalizione conservatrice, quotato al 4,5% come ago della bilancia, più TLT stabile all'1,5%. Andando nello specifico, a guidare il centrosinistra ci sarebbe un PD al 21,5% contro il 16,5% della precedente tornata, adesso Trieste al 10,5%, 8,9% in precedenza, Lista Russo al 5%, oltre 3 punti in meno rispetto alle ultime comunali, Movimento 5 Stelle stabile al 3%, dunque Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione, quest'ultima per oggi si smarca dallo schieramento, fra il 2 e il 2,5%. Nel centrodestra Fratelli d'Italia il 23% contro il 15,5% di 5 anni fa, Forza Italia il 7,5% in calo di 1 punto, Lega al 6% in calo di 4 punti, Lista Di Piazza al 4% contro l'11% della precedente tornata, con Di Piazza ricandidato sindaco, e la nuova nata Idea Giuliana con mezzo punto percentuale. Quindi questo diciamo è la fotografia del momento, è la situazione, vedete, totale centrosinistra, totale centrodestra, è la somma dei partiti e il che non corrisponde veramente al dato della coalizione necessariamente. Per cui diciamo, per quanto riguarda Futuro Nazionale, proprio perché le coalizioni non sono ancora formate, Futuro Nazionale può stare dentro o fuori. Adesso centrosinistra così com'è, con Futuro Nazionale fuori, avrebbe un vantaggio abbastanza ampio. Allora, questi dati, no, di cui stavamo parlando prima, adesso commentavamo così un po' fuori onda, non sono dati certi, no? Si tratta di un sondaggio. Si tratta di un sondaggio, come dicevamo prima, si tratta di un sondaggio fatto un anno prima comunque delle elezioni, e sul locale, sul comunale sono sempre dati, insomma, credo che sia necessario prenderli un poco con le pinze. Per questo l'idea che ci siamo fatti, anche le opinioni che abbiamo espresso, sono quelle di
di prenderle come un'indicazione globale, un'indicazione complessiva. Fa sicuramente piacere, non lo metto in dubbio, fa sicuramente piacere avere un risultato come questo, ma quello che dobbiamo attenzionare infatti è l'indicazione complessiva. Voi sulla positività della nostra proposta, voi sulle note critiche che arrivano invece alla giunta attuale. Ecco, si è parlato anche molto di candidato, si diceva prima forse un po' presto per parlarne, però insomma se ne è parlato con questo risultato anche di Francesco Russo nel campo appunto del futuro in comune. So che adesso Trieste vorrebbe magari più un candidato di rottura, lo dice anche oggi sul giornale il vostro capogruppo in comune. Cosa pensa insomma sulla scelta del candidato? La scelta del candidato è una cosa che viene conseguentemente al lavoro che stiamo facendo adesso di approntamento del programma e di consolidamento della proposta politica. Sicuramente convengo con quello che ha dichiarato la Terza sul giornale e anzi anche quello che ci viene assegnato diciamo, come opinione, il fatto che è necessario anche proporre una candidatura che sia di una sindaca, che sia di un sindaco anche che sappia esprimere e che sappia riportare al voto persone che nel corso degli anni si sono allontanate. Che non ci vanno più da il risultato del referendum è un risultato ad esempio importante e interessante proprio perché mette il punto su un risultato che va oltre quelle che erano le aspettative tra virgolette di vittoria e sicuramente racchiude dei significati che sono proprio questi, cioè il fatto che in quel caso là persone che non si esprimono per le politiche o per le amministrative si sono espresse invece in maniera prepotente su una salvaguardia di un articolo della Costituzione. Quindi prendiamo anche spunto da quel risultato là per dire è necessario cercare di riportare fiducia alle cittadine e ai cittadini e fiducia a chi propone un'alternativa di governo. Un'alternativa appunto che può essere fatta con una sindaca o un sindaco che esprima una discontinuità rispetto all'attuale politica e una proposta di sintesi oltretutto che vada oltre gli schieramenti. Allora, tra le altre notizie grosse insomma, che ci sono oggi sul giornale c'è anche tutta un'analisi molto dettagliata oggi sul giornale, sul Piccolo, sulla nascita di Porti d'Italia SPA, no? Si analizzano in particolare i costi che vengono paventati insomma, da questa nascita di Porti d'Italia SPA, questo strumento, questa governance, la possiamo chiamare così, che avrà, secondo appunto questa analisi, un impatto finanziario non da poco sui nostri porti. Come vede insomma, questa operazione del governo? Ma innanzitutto ricordo due cose, due attività svolte a livello politico e che sono in contraddizione una con l'altra. In Regione si è arrivati a una mozione all'unanimità che indicava come non corretta la strada intrapresa dal governo italiano sulla istituzione di questa governance centrale e anzi richiamava quelli che sono i principi di autonomia fondamentali del porto di Trieste, del porto franco internazionale di Trieste soprattutto. Quindi a livello regionale si è arrivato anche a una scelta super partes, diciamo, tutti gli schieramenti si sono detti preoccupati da questa iniziativa del ministro Rixi. D'altra parte invece abbiamo fatto la stessa proposta a livello comunale, in comune invece non si è arrivati a una sintesi e appunto pur noi avendo proposto una mozione che potesse in qualche maniera far prendere posizione all'amministrazione locale, l'amministrazione locale non ha scelto di ricalcare quanto fatto invece dalla giunta regionale e questo è un peccato, credo, perché dal punto di vista politico credo che sia un passaggio non corretto, un passaggio insomma, problematico. Dal punto di vista dei soldi, dal punto di vista di come questa istituzione possa servire o possa non servire è ancora presto, so che appunto anche il Presidente Consalvo ha espresso la necessità di attendere la definizione di proposte più concrete, diciamo, e un'articolazione. Un'attesa però anche in qualche modo preoccupata. È un'attesa preoccupata perché, innanzitutto perché
ci sono delle risorse che vengono tolte al porto di Trieste per andare ad arricchire una struttura centrale che secondo me e secondo noi poco ha a che fare con le peculiarità del porto di Trieste, del porto franco internazionale di Trieste, che oltretutto per sua definizione, per sua nascita è un porto che deve essere autonomo, è un porto che deve oltretutto anche vivere la sua autonomia anche a livello gestionale e a livello economico. Ci sono degli articoli che tante volte vengono richiamati per portare acqua a delle proposte di autonomia o di magari più spinte, ma sono degli articoli che ricordiamo sono degli articoli vigenti, di una legge ancora vigente e che riguardano appunto l'istituzione del Porto Franco Internazionale di Trieste, sono i primi 20 articoli dell'allegato ottavo del Memorandum di Londra. E in quegli articoli là fanno parte del patrimonio normativo italiano e internazionale, si definisce quelli che sono gli aspetti di autonomia del porto di Trieste e si definisce appunto anche quali sono le spettanze economiche o altro. Naturalmente dopo ci sono dei cavilli per i quali si può dire queste risorse che vengono spostate dal porto di Trieste vanno a arricchire un carrozzone centrale come quello che si vuole istituire a Roma, non fanno parte di quella tassazione o di quelle imposte che vanno invece, che sono di diretta gestione del porto. Però poco importa, qua ci stiamo privando di risorse e oltretutto sappiamo in un momento in cui le risorse sono funzionali per interventi di programmazione e di investimenti. Sappiamo appunto che il porto sta vivendo un momento di espansione e anzi c'è una necessità di trovare altri spazi e altre locazioni per le attività portuali, vedi quello che si sta facendo nella zona dell'ex Aquila per il terminale ungherese, vedi la piattaforma ferroviaria dello scalo di Servola, insomma in questo momento qua in cui si cerca di far ripartire un certo tipo di investimenti, anzi proprio recentemente si è richiesto nuovamente di avere la certezza degli investimenti per quanto riguarda lo scalo ferroviario di Servola, leggere appunto che certi soldi vengono tolti dallo scalo Giuliano, dallo scalo Triestino per andare a arricchire una struttura centrale, poco si addice con quelle caratteristiche. Sicuramente, insomma, naturalmente impensierisce, no? Per quantomeno, insomma, chi opera sui nostri porti. Non dimentichiamo poi l'autorità portuale di Trieste, riguarda anche Monfalcone, San Giorgio di Nogaro, quindi è un sistema regionale, no? Vero e proprio. Allora, Davide ci scrive ancora: con questa storia del sondaggio, scegliere un campione rappresentativo permette con lo scarto segnalato di replicare 200.000 triestini con 700 rispondenti. Nei sondaggi nazionali con la stessa percentuale si dovrebbe fare 200.000 interviste. Come detto da voi, il sondaggio a Ring con telefonata gratuita, con possibilità di farne tante, non è un campione statistico e non rappresenta la città, forse solo una fotografia di chi guarda e interviene. Insomma, il sondaggio SVG è leggermente più scientifico di quello che possiamo fare noi a Ring. Naturalmente sono target diversi, cioè chi partecipa alla trasmissione Ring telefonando è una persona che sceglie di guardare Ring, quindi ha già un certo tipo di interesse, un certo tipo magari anche di orientamento, anche se non credo tanto in queste cose qua, ma sicuramente una definizione sì. E il sondaggio di SVG è un sondaggio appunto che preso campione, 700 sono le persone che hanno risposto dopo molte sono più, ma sono dei parametri delle statistiche che sono corrette. Dopo dire appunto, come abbiamo detto prima, che siano o meno il risultato di quello che abbiamo nel 2027 credo che sia difficile. Allora, Renata invece ci scrive: sì, il benessere del cittadino dovrebbe essere l'obiettivo del comune, ma ricordiamoci che esiste in Italia la burocrazia, palla al piede di chiunque voglia fare qualcosa, dice Renata, dice prima il cittadino, titola così la sua mail. È d'accordo con la signora Renata che ci sta seguendo? Se si parla di burocrazia italiana, io credo che possiamo trovare degli esempi in Italia
in cui le scelte per aumentare il benessere del cittadino e per promuovere il welfare o i servizi sociali ce ne sono tante a discapito della burocrazia, quindi credo che in primis ci sia la volontà di mettere in atto o meno un certo tipo di percorso. E sicuramente ci sono delle lungaggini burocratiche, sicuramente ci sono degli iter di procedimenti che sono molto complessi, ma se ci sono funzionali a garantire una tutela anche dei cittadini stessi, una tutela dell'ambiente, una tutela delle risorse o altro. Pensare di poter da soli a effettuare delle scelte senza avere una struttura alle spalle che certifica o che nega certo tipo di autorizzazioni, credo che non sia coerente. Ci sono, oltretutto io faccio un appunto che in tante situazioni invece ci sono già in atto delle semplificazioni burocratiche, vuoi nelle ZES, nelle zone economiche speciali, vuoi in altre zone, vuoi anche in certi iter, vuoi anche iter proprio riguardanti anche l'attività propria del cittadino, quindi non è vero che c'è sempre la burocrazia c'è quando serve e se il percorso viene fatto correttamente, la burocrazia credo che riesca a supportare le scelte e anzi appunto certificare la bontà delle stesse. Se, come per esempio è avvenuto per l'Ovovia, una giunta municipale decide di fare un percorso al contrario, riuscendo a raggiungere un obiettivo come quello della costruzione dell'Ovovia senza passare dal via, parafrasando un famoso gioco da tavolo, non è colpa della burocrazia, è colpa di un percorso fatto in maniera non corretta o cercando di bypassare certi tipi di vincoli. L'Ovovia, la cabinovia, insomma, che è entrata prepotentemente, no, nel sondaggio di cui parlavamo prima. Era scontato, sì. Ma addirittura al primo posto tra le cose che non vanno, diciamo. È una domanda semplice, anche questo qua dal punto di vista sondaggio, dopo non so appunto chi ha scelto le domande, ma evidentemente insomma, sono domande più popolari, il tram, l'Ovovie, lavori pubblici, ma credo che sia in realtà anche uno specchio ben rappresentativo di quello che i cittadini, le cittadine e i cittadini vedono della nostra città. Insomma, vedono che tante cose sono state avviate, non si sono concluse, certe cose sono rimaste a metà, insomma, speriamo di dare una impronta differente alla città. A cominciare dalla partita dell'acqua, che è molto, molto importante, se ne sta parlando molto in questo periodo, scadrà il prossimo anno, no? La concessione per quanto riguarda il gruppo ERA, insomma Acea Sapiens e AMGA, qual è la posizione, insomma, lo raccontiamo nuovamente ai nostri telespettatori di Adesso Trieste, e so che farete anche un'assemblea pubblica su questo tema. Sì, grazie della possibilità appunto di ricordare alle cittadine e cittadini un evento che organizziamo questa settimana, che è mercoledì 10 giugno alle ore 18 presso la sala della comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste di via Genova. Organizziamo un'assemblea pubblica proprio per parlare del futuro dell'acqua a Trieste. Interverranno, oltre che il capogruppo in Consiglio Comunale Riccardo Laterza, la nostra consigliera regionale Giulia Massolino, avremo il piacere di avere ospite a Trieste Tommaso Fattori, che è stato uno dei promotori nel 2011 del referendum sull'acqua pubblica. Ecco, a partire dal risultato di questo referendum, che non era un sondaggio ed è stato uno dei referendum nei quali la popolazione si è espressa in maniera plebiscitaria quasi su un concetto principale, basilare, quello della gestione della cosa pubblica, che è quello dell'acqua. La popolazione quella volta si è espressa in maniera appunto dicevo quasi totalitaria, quasi al 100%, insomma, sulla necessità che l'acqua torni a essere patrimonio pubblico. E che non ci sia la possibilità, che non ci sia, non la possibilità, ma diciamo che non entri a far parte di quei beni che possono portare profitto a aziende private. A partire da questo concetto base, noi nel corso degli anni appunto abbiamo più volte stimolato l'amministrazione anche a intraprendere dei percorsi
proprio che arrivano al 31 dicembre 2017, nel momento in quale scaderà la concessione di Acegas APS Angam per la gestione del servizio idrico integrato a Trieste, e più volte appunto abbiamo stimolato l'amministrazione a prendere delle posizioni e anche a studiare delle soluzioni che possono permettere di riportare, si dice in house, quindi riportare nel patrimonio pubblico per i telespettatori e telespettatrici più anziani, appunto, ricordiamo quando c'era Cegat, che era un'azienda municipale e che gestiva appunto il patrimonio del servizio idrico anche, oltre che i trasporti, l'energia elettrica e altre cose. C'era la possibilità, e c'è la possibilità ancora attualmente, di pensare di riportare nella gestione, diciamo, del comune, non del comune, pardon, ma di una struttura, diciamo, pubblica. Il servizio idrico, così come avviene fra l'altro oltretutto qua in Friuli Venezia Giulia per oltre il 97% dei comuni, e così come avviene per esempio per l'Incarso, dove c'è l'acquedotto del Carso, il Kasky Vodovod, che appunto è una istituzione pubblica che gestisce il servizio idrico di cui si occupa quindi sia di approvvigionamento di acqua, sia delle fogne, delle fognature e via dicendo. C'era la possibilità di studiare questo, purtroppo siamo arrivati tardi, cioè l'amministrazione pubblica è arrivata tardi. È intervenuta la scorsa settimana una nota, una delibera dell'Ausir, in cui l'Ausir, che è l'organismo, diciamo, regionale, certo, che dovrebbe sovrintendere a questi enti qua, ha deliberato il fatto appunto che non ci sono alternative, quindi l'unica scelta possibile, a loro dire, è quella della gara europea. Siamo assolutamente appunto contrari a questo tipo di scelta, ci sono tante altre soluzioni che possono essere messe in atto, oltretutto per salvaguardare i cittadini, ma salvaguardare i cittadini proprio dal punto di vista dei costi, della anche, tariffa, delle tariffe. Finale poi dell'acqua. A Trieste paghiamo, cara, no? Paghiamo una tariffa che è la più alta in regione, paghiamo quasi 2 volte quello che pagano i cittadini di Udine. Di Udine ad esempio. Sicuramente ci sono altre caratteristiche orografiche, appunto la Cegas ha detto che ci sono delle caratteristiche tali Trieste per le quali il costo è più alto. Noi abbiamo più volte sottolineato che pur essendoci queste differenti tecniche che possono comportare dei costi più elevati, la cosa principale è che noi in bolletta paghiamo anche i proventi, diciamo, per un'azienda privata con la sua gestione, con la sua gestione del personale, che deve essere tutelato, sottolineo in primis, perché sia qualsiasi scelta si arrivi, il personale che attualmente opera all'interno della Cegas nel servizio idrico sarà e deve essere tutelato come necessario sia. E dobbiamo riuscire in tempi rapidi a trovare una soluzione diversa. Per questo appunto ci troviamo mercoledì per parlare appunto di acqua, di tariffe e di come la soluzione possa essere diversa, come avviene anche in altre città d'Italia, per esempio anche a Napoli c'è una gestione pubblica della città dell'acqua e ci sono tariffe inferiori a Trieste, pur essendo delle caratteristiche orografiche molto simili, ad esempio. Abbiamo la possibilità di farlo, e oltretutto io faccio un appunto anche per chi è utente invece dell'acquedotto del Carso. In questa delibera dell'Ausir si indica come soluzione anche per l'acquedotto del Carso una soluzione privata. Che è ancora più drammatica e da contestare come scelta, perché a questo punto ci troveremo di fronte addirittura a un'inversione di tendenza. Di tendenza rispetto Quindi, a qualcosa che c'è già, no? Certo, invito le cittadine e cittadini del Carso che usufruiscono di questo servizio a essere attenti su quello che sono i nostri interventi, appunto, che ultimamente sono stati molto frequenti, e li invito appunto a partecipare a questa assemblea che terremo mercoledì. È intervenuto alla fine comunque anche un'indicazione del sindaco, che per fortuna almeno ha messo uno stop, diciamo, a questo iter, chiedendo lui stesso, e in questo appunto è importante questa presa di posizione, perché
indica anche lui stesso la necessità di approfondire certi temi. Troppo pochi dati, insomma, troppo in suo pochi dati. possesso. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria. Abbiamo cercato anche di chiamare, come facciamo tutte le mattine, la sala operativa della Polizia Locale, ma non abbiamo ricevuto risposta. Vediamo se ci riusciremo magari nei prossimi minuti per farvi così, per darvi un quadro, insomma, di quello che succede in città alla ripresa degli ultimi giorni di scuola. In realtà è per tanti studenti, ma soprattutto è la ripresa con il nuovo orario che è entrato in vigore ieri, proprio dell'orario estivo degli autobus, quindi magari qualche piccola difficoltà può avvenire, insomma, in città. Comunque adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci vediamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Federico Monti, portavoce di Adesso Trieste, co-portavoce, vero? Perché siete sempre in due. Barbara Chiarelli, qui con voi appunto a rispondere anche alle vostre mail. Vi ricordo che potete telefonarci alla diretta oppure scriverci la mail al nostro consueto indirizzo che vedete in sovraimpressione. Allora, in questi giorni Monti si parla molto di sospensione di Schengen, del Trattato di Schengen, in merito alla polemica, insomma, che è in corso sulla necessità o meno di prolungare questa sospensione, no? Perché stiamo andando avanti ormai dal 2023, se non ricordo male, quindi dall'attentato del 7 ottobre, però ultimamente ha detto la sua l'Unione Europea, no? L'Europa ha detto non si può fare un prolungamento così in avanti. Certo, dell'interruzione, no? di quello che sono gli accordi principali, esatto, anche di libero scambio e di libera circolazione. Se non in casi appunto eccezionali e contingenti, però ormai sono già 3 anni, insomma, quasi. Sì, sono 3 anni, i dati circolati sulla stampa parlano di un costo solo per l'Italia di 20 milioni di euro. Per appunto la reintroduzione sui confini di controlli che, a parer nostro, ma a parer anche di stessi sindacati di polizia, fra l'altro di parte dei sindacati di polizia, non sono funzionali all'ottenimento di risultati nel campo della sicurezza o altro. Più volte abbiamo detto che sono risorse che sono male impiegate, sono risorse che avrebbero dovuto essere destinate invece all'aumento della copertura dei servizi all'interno della città. La città sappiamo che sta vivendo, appunto, è agli occhi di tutti, che sta vivendo un momento drammatico per quanto riguarda appunto l'incremento di episodi di violenza poi ne parliamo, sì, perché anche oggi c'è stato un... È necessario dare la possibilità a chi opera, alle forze di polizia che operano all'interno del territorio, di essere adeguate, di avere una copertura adeguata, di avere numeri adeguati, e invece appunto l'aver spostato, l'aver delocalizzato sui confini risorse, costi di gestione o altro, ha portato sì qualche risultato per quanto riguarda la lotta all'immigrazione clandestina, o qualche risultato dal punto di vista del traffico di stupefacenti, ma sicuramente non sono risultati che sono collegati strettamente su un'opera di controllo che è visibile e riconosciuta. Lo diciamo sempre, ma credo che sia una cosa scontata: se c'è qualcuno che deve delinquere, non va a delinquere dove ci sono i posti di blocco. Insomma, il nostro confine è un confine molto vasto, un confine che è attraversato da strade di tutti i generi, e sono strade che non sono controllate dalle forze di polizia, quindi credo che sia necessario invece usare queste risorse. Parliamo appunto, ripeto, parliamo di 20 milioni di euro che nel corso di questi anni potevano essere utilizzate per dare più forza alle attività di prevenzione e alle attività repressive nel caso di reati, alle forze di polizia presenti in città.
Ci sono diverse esperienze che descrivono come funzionale la reintroduzione di un sistema di vigilanza di quartiere, a livello di forze di polizia. Questo percorso diverse forze politiche. Certo, no? ma è una soluzione che sicuramente potrebbe essere una soluzione da prospettare anche per instaurare un certo tipo anche di fiducia e di sensazione oltretutto di sicurezza, ma anche di rapporto diretto tra i cittadini e le forze dell'ordine. Abbiamo visto in questi anni come l'istituzione di occasionale e emergenziale di zone rosse o altro non ha portato grandi benefici, anzi non ha portato, io penso, non ha funzionato. Pensare di chiudere o di delimitare, vuoi con cancellate, vuoi con nastri rossi virtuali o zone rosse o altro, che sia funzionale per la prevenzione di reati, è una cosa appunto che non ha dato nessun tipo di risultato. Chi delinque si sposta, bisogna intervenire con altre forme di... Quindi non si risolve il problema, ma lo si sposta in sostanza. È ovvio, ma si risolve il problema neanche con l'aumento delle forze di polizia, però è sicuro che le risorse che sono state appunto spese, 20 milioni di euro per una vigilanza sui confini, che è una bandierina, possiamo dire, pensiamo che queste risorse potrebbero essere state utilizzate in modo migliore, più efficace. Allora, certo. Una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, saluto a lei, Bucarella, alla redazione, gentile ospite. Buongiorno a lei. E a tutti i telespettatori di Tele4. Io volevo proporre una riflessione, perché è una cosa che mi angustia, a proposito dell'acqua. Allora, noi abbiamo il gestore dell'acqua, sì, che, diciamo, dai dati in mio possesso, ripeto, sono dati parziali, non riesco, diciamo, a avere controllo totale su questi dati, però parzialmente ho notato che c'è una tendenza di accentrare, diciamo, il contatore dell'acqua, di renderlo, diciamo, anziché a persona, cioè a famiglia, a ente, diciamo un unico, diciamo, condominiale. Ecco, mi è giunta notizia addirittura di un condominio dove avevano dei contatori ad ente, la CEGA si è levato via tutto e ha messo uno unico condominale e arrangiatevi con la ripartizione dell'acqua. Ora, spulciando le leggi italiane, prima in Italia, c'è una legge, mi sembra del 2015, insomma, sto andando a memoria in questo momento, faccio ammenda per la mia mancanza del 2006, scusate, del 2006, che si chiama legge sul risparmio dell'acqua, risparmio. E la legge sul risparmio dell'acqua caldeggia in maniera, diciamo, molto forte, molto precisa, se non sbaglio l'articolo 145-146, ripeto, sto andando a memoria, addirittura diciamo, come potrei dire, lo sviluppo da parte di condomini di singoli contatori per l'acqua. Ora, la mia domanda è questa: se la legge esiste e c'è una politica aziendale, se c'è, ripeto, io ho dati parziali, non ho totali, in cui sembrerebbe che la CEGA stia, diciamo, centralizzando il contatore dell'acqua a scapito di una legge italiana in cui dice che bisogna mettere i contatori ad ente, sì, considerato che generalmente questi enti tipo CEGA sono, diciamo, un po' un'emanazione anche manageriale dei partiti, come mai la politica triestina non se n'è accorta? Prima domanda, oppure ha fatto lo struzzo? Ecco, se mi date la vostra opinione, grazie. Ne vuol sapere di più, insomma. Grazie e buona giornata. Allora, io ringrazio il telespettatore per questo spunto, dirò la sincera verità, non sapevo appunto di questa, come posso dire, di questa campagna di centralizzazione delle utenze da parte della CEGAS. E ringrazio il telespettatore dello spunto, sicuramente è una cosa di cui ne parleremo e la porterò all'ordine del giorno dell'assemblea di mercoledì prossimo.
e domanderemo appunto anche a Fattori eventualmente se ne conosce qualcosa. Le risposte alle quali si può arrivare per un discorso di centralizzazione delle utenze, credo che la più comoda sarebbe quella di dire ci sono meno lettori da gestire, ci sono meno misuratori da gestire, ci sono meno letture da fare, quindi ci potrebbe essere un risparmio economico da parte dell'ente, ma non mi azzardo appunto a dare questa risposta qua, la sottopongo a chi di competenza. Ringrazio il telespettatore per lo spunto anche normativo che ci ha proposto. La chiusa mi trova invece d'accordo sulla chiusa che ha fatto sul discorso delle emanazioni. In questo caso qua però direi una cosa diversa. Rischiamo di confondere quello che era la municipalizzata, dove c'erano appunto una gestione talvolta e in passato una gestione partitica o politica delle cose, sì, con una società di diritto privato quale è la Cegas a PS Amga, in cui non è direttamente riconducibile una gestione diretta delle forze politiche, anche perché è un ente di forma privata, è un ente che deve far profitto e che si propone sul mercato con un certo tipo di gestione. Va da sé che torniamo a quello che abbiamo detto precedentemente nel corso della trasmissione. Dobbiamo far sì che invece appunto l'acqua e il servizio idrico torni a essere patrimonio pubblico e torni a essere gestito in maniera innanzitutto conforme alla legge, e in questo caso qua appunto approfondiremo, ma oltretutto anche gestito in maniera programmatoria e anche in prospettiva anche di tutela anche di un bene essenziale come quello dell'acqua. Trieste è un territorio che la città è nata sull'acqua in un certo senso, perché era la confluenza di acquedotti ancora romani, nel quale appunto la città, dalla quale la città dopo è nata. Sappiamo benissimo gli interventi che sono stati fatti da Maria Teresa con l'acquedotto teresiano, sono da un poco appunto venute fuori anche delle nuove esplorazioni fatte sull'acquedotto, e sono anche, fra l'altro anche con lo stesso acquedotto teresiano, una struttura che potrebbe essere riutilizzata, anche perché è un acquedotto che continua a funzionare anche se non captato e non entra a far parte della distribuzione cittadina, ma è un acquedotto che funzionava ed era funzionale per esempio per le fontane in città. Adesso abbiamo un acquedotto che comunque produce 70.000 metri cubi che vanno spersi totalmente, vanno direttamente vanno a finire in mare. Quindi una gestione pubblica potrebbe portare a dei benefici sia per il risparmiatore, sia per il cittadino, sia per l'ambiente, sia anche per la città stessa. Ringrazio, parleremo appunto di questo aspetto qua con l'ospite di mercoledì, e vediamo cosa dirà. Allora, c'è Davide che scrive: ricordo di aver votato all'epoca 2 quesiti su acqua e 1 sul nucleare. Non erano quesiti su acqua pubblica ma su remunerazione garantita ai concessionari, poi il vuoto creato ai governi l'hanno riempito a loro piacimento. Resta il fatto che in Italia si investe poco per recuperare il 40% dell'acqua persa per la distribuzione, e né i modelli solo pubblici o solo privati o misti nel mondo sono riusciti a risolvere. Resta il fatto, appunto, oggi noto invece un cambiamento sul futuro nucleare, anche se sono rimasti gli stessi dubbi di 15 anni fa. Meloni e Scoccimarro parlano di reattori a fissione nucleare che hanno in comune il fatto di non essere esistenti ad oggi, dice il signor Davide. Mette insieme due quesiti referendari. Esatto. Sì, sicuramente la scelta del nucleare è stata una scelta che quella volta era stata presa anche a seguito degli incidenti a cui appunto, certo, specialmente qua nel nord-est eravamo stati sottoposti, eravamo la parte più esposta, diciamo, a quello che fu l'incidente di Chernobyl quella volta.
ma sicuramente è un'indicazione ben specifica che i cittadini hanno dato e di cui bisogna tenere conto. Naturalmente adesso il futuro della produzione nucleare è diverso dagli anni '80 ed è diverso appunto perché si sono sviluppate tutta una serie di tecnologie che permettono appunto di avere dei reattori più stabili, più sicuri, però parliamo sempre di una forma di energia che può essere completamente coperta da forma di produzione di energie alternative. Lo stiamo vivendo tuttora, oramai nelle giornate come queste di pieno sole, abbiamo un surplus addirittura di energia prodotta delle rinnovabili. Io seguo quello che sono i costi, anzi i prezzi dell'energia sul mercato, in certi casi l'energia è gratuita, tra virgolette, naturalmente, cioè nel senso che il mercato è talmente saturo di energia che non vi può essere ricollocata durante le giornate di massima produzione che l'energia viene scambiata sui mercati a prezzo zero. Quindi siamo già arrivati a un'ottima copertura dei fabbisogni. Naturalmente bisogna pensare nei momenti in cui questa produzione delle rinnovabili non può essere garantita. Ci sono nello studio diversi sistemi, sia sistemi di accumulo, sia sistemi di trasformazione anche dell'energia. Se ne parlava addirittura a Trieste, addirittura col presidente D'Agostino, anche sulla creazione di centrali di produzione costiere, anche per quanto riguarda la produzione idroelettrica, diciamo. C'è la possibilità di sopperire a questo fabbisogno, per esempio notturno o negli altri mesi in maniera diversa. Teniamo conto che pensare di potersi rivolgere a un futuro nucleare vuol dire pensare di qua a 30 anni. Credo che l'orientamento a cui dobbiamo tendere è quello di risparmiare energia, di non sprecarla, così come per l'acqua, di non sprecare un bene primario, di utilizzare cose che producono, hanno bisogno di meno energia e che invece attrezzature che ne possono produrre invece a sufficienza. Allora c'è anche l'intervento di Maria Grazia su Schengen, dice: se già così continuiamo ad avere troppi ingressi di clandestini, perché Croazia e Slovenia non li fermano, figuriamoci col confine aperto. E a chi parla di risorse sprecate chiedo quanto ci costerebbe avere sul territorio tanti più irregolari di quelli attuali, in quanto ai confini secondari penetrabili di certo non è da lì che passano furgoni e SUV carichi di immigrati, dice piaccia o no, non è il momento di allentare i controlli. Questo ritiene la signora Maria Grazia, che invece è in linea con quello che ha detto il governo, no? Che poi ha prolungato insomma questa sospensione. Mi permetto appunto di dissentire da quello dell'opinione di Maria Grazia. I controlli sui confini, questi controlli così massicci su 3 confini, credo all'interno della provincia di Trieste, non credo abbiano comportato una riduzione di ingressi clandestini o illegali di persone. È evidente che le dinamiche di arrivo di immigranti o di persone richiedenti asilo o di persone comunque che attraversano i Balcani per riuscire ad arrivare se non in Italia, addirittura in Europa, diciamo, perché l'Italia tante volte è solo un punto di passaggio, non credo assolutamente che queste attività siano state bloccate da controlli. Naturalmente, come ho detto prima, i controlli, essendo presenti, hanno comportato l'arresto anche diverse volte di passer o di persone appunto che trafficano oltre che con le persone, ma anche con sostanze illegali, con contrabbando o altro, ma è ovvio che sia così. Io credo che gli stessi risultati potevano essere raggiunti anche con dei controlli capillari o controlli anche mirati appunto a livello anche investigativo o preventivo anche al raggiungimento di questi stessi obiettivi. La signora dice che i SUV non passano da Fernetti o da Raboiese. Io penso che chi arriva con un SUV a bordo
qualche decina di immigrati irregolari non passa in un posto in cui è risaputo, è evidenziato, è tracciato, è segnalato anche credo su Google Maps che ci sono i controlli, quindi penso che se uno vuole delinquere quello non ci passerà proprio tra le braccia, purtroppo. Quindi secondo me e secondo noi sono risorse che potranno essere spese diversamente. Allora, c'è la vignetta di Marco Englaro che ringraziamo. In Piazza Libertà vuol mettere 9 forze di polizia, sarebbe meglio mettere 9 forze di pulizia. Grazie a Marco Englaro. Allora, c'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno a tutti. La mia segnalazione non è relativa agli argomenti che state trattando, ma è un disagio trasporto pubblico su Trieste. Dica. Nel senso che volevo segnalare che, come da calendario scolastico regionale, le scuole finiscono domani, martedì 9 giugno, mentre le linee di trasporto pubblico dedicate alle scuole o agli orari scolastici sono terminate sabato 6. Quindi oggi e domani le linee scolastiche, ad esempio 55 e 56, che servono da Barcola a Via Valerio o anche da Muggia alla 56 fino a Via Valerio, o come altre linee scolastiche tipo la 17 o la 14 che hanno altri orari concentrati magari al mattino fino alle 8, non ci sono più, quindi quasi inevitabilmente ci saranno dei ritardi dei ragazzi nell'entrata a scuola o comunque un sovraffollamento su altre linee orari insomma di altre linee bus. Semmai insomma si possa segnalare questo alla Trieste Trasporti, almeno sulle linee scolastiche, quelle dedicate proprio ai ragazzi, alle entrate e all'uscita della scuola. Anche perché poi molti istituti continuano anche per tutta la settimana, no? L'attività, ci sono gli esami, il calendario scolastico è fino a domani per chi non ha gli esami, naturalmente. È chiaro, certamente perché che non ha gli esami, altri alunni avranno questo disagio per i giorni seguenti. Per i prossimi giorni. Grazie della segnalazione, signora, buona giornata, grazie. Altrettanto a voi, grazie, arrivederci, buongiorno. Proviamo a girare questa segnalazione direttamente alla Trieste Trasporti. No? Sì, sarà il caso nei prossimi cambi di stagione va avere un certo tipo di interfaccia o di incrocio di dati anche con l'ufficio scolastico regionale o altro per evitare appunto di avere scoperture. Questi periodi appunto di scopertura che possono mettere in difficoltà tante famiglie che usano evidentemente insomma, il trasporto pubblico locale, no? Per mandare i figli a scuola. Allora grazie a Federico Monti per essere stato con noi, portavoce di Adesso Trieste, torni a trovarci presto, poi anche per parlare delle prossime iniziative, a cominciare dalla prossima assemblea di cui abbiamo parlato di mercoledì 10 alle 18 in via Genova, no? Per parlare dell'acqua. Grazie mille a voi. Grazie, buona giornata a lei e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco sarà con noi la segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis. A fra poco. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, 9:04 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie di essere qui. Allora, anche con l'ospite precedente, Federico Monti, abbiamo molto parlato di questo sondaggio che abbiamo anticipato a Ring venerdì scorso e se ne sta parlando molto, anche oggi la pagina del Piccolo lo dimostra, insomma è andato un po' a sentire gli umori del centrosinistra oggi, no? In relazione a questo sondaggio che dà la coalizione di centrosinistra in vantaggio. Non proprio in vantaggio, ma lì. Ecco, lì col centrodestra, che è una sorpresa, Vannacci, nel senso che dopo tanti anni di vantaggio importante del centrodestra, questo è un segnale. È un segnale, insomma, che dopodiché, si può competere.
Dopodiché vedremo, perché insomma i sondaggi negli ultimi anni abbiamo capito che contano fino a un certo punto e la battaglia sarà sicuramente sui nomi. Sui nomi? Vedremo, insomma. Più che su forze politiche, quindi sarà effettivamente sui nomi? A questo punto sì. Ora, c'è da dire che tra questione Ovovia, opere pubbliche, marciapiedi e varie altre, questa giunta evidentemente non ha lasciato il segno, o se l'ha lasciato non è stato un segno positivo. Quindi è ragionevole pensare che i triestini abbiano voglia di un cambio della guardia. È ragionevole pensarlo. Dopodiché, come dicevamo anche poco fa, dipende molto dai nomi che verranno individuati per l'una e per l'altra parte, insomma. Noi miriamo ad un nome che incarni quello che è il programma, perché stiamo lavorando ormai da tanti mesi sui temi e sugli obiettivi che vogliamo porci come coalizione ed è un lavoro lungo, interessante, vedremo di finalizzarlo in modo intelligente e condiviso dopodiché servirà a trovare una persona che sia in grado di incarnarli questi temi e di essere un candidato credibile, perché adesso quando si parla di programmi, no? Ormai sembra quasi che sia un discorso superfluo, parliamo di temi, dopodiché abbiamo visto le coalizioni vanno a governo, vanno ad amministrare e poi questi programmi diventano una cosa evanescente, o quantomeno così è stato per le due giunte di piazza. Io guardo il programma con cui si sono presentati la scorsa volta nella tornata elettorale più recente e quello che hanno fatto e le due cose non coincidono per niente. Nell'ultimo programma loro avevano assicurato che non ci sarebbero state per esempio esternalizzazioni dei servizi comunali. Invece stiamo privatizzando gli asili. Gli asili, cioè, no? L'asilo di Roiano. Sì, l'asilo di Roiano è la prima pietra di una costruzione che va verso l'esternalizzazione dei servizi educativi, no? Perché poi si parla anche di quelli di San Giovanni, quindi esatto, ormai... ed è l'esatto contrario di quello che era scritto sul loro programma. E così ce ne sono molti di esempi, no? Io invece sono per scrivere un programma realizzabile e tener fede a quello che si promette, che è quello che poi come 5 Stelle abbiamo sempre cercato di fare a tutti i livelli, ecco. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, mi chiamo Lidia, volevo fare una rettifica sulla telefonata della signora che ha chiamato per gli orari dei bus. Sì. Lo avevate dato anche voi nel corso del notiziario, sì, che le linee 55, 56, 57 e 58, sì, sono quelle scolastiche, sì, sono attive sia oggi che domani, proprio per l'apertura degli istituti scolastici. Benissimo, quindi grazie di questa informazione, di questa precisazione. Basta andare a seguire i notiziari vari di radio, di TV, vostro, della RAI, o andare sul sito della Trieste Trasporti che c'è scritto. Ok, quindi in queste giornate di passaggio, no? C'è ancora la scuola, però c'è il nuovo orario estivo, quindi non più quello invernale, quello scolastico, però vengono mantenute queste linee importanti, insomma, per il trasporto degli studenti. Grazie di aver precisato questo, Lidia, grazie e buona giornata, insomma, è arrivato in soccorso. Grazie a voi, vi seguo. Grazie molte. Allora, quindi c'è questa possibilità, no? Prima una signora si lamentava e dice ma come adesso è entrato in vigore l'orario estivo, però c'è ancora la scuola, no? Sì. Perché ufficialmente finisce domani, poi ci sono anche tante altre scuole che continuano, ci sono gli esami. Sì, infatti. Il trasporto pubblico triestino è sempre stato piuttosto capillare e abbastanza efficiente, no? Per cui siamo abituati ad avere un servizio notevole
quando c'è un calo di servizio, quando salta banalmente una corsa, sì, è una specie di dramma. Mio Dio, cosa è successo? Sì. Perché non siamo abituati a questo tipo di, insomma, di servizio, sì, che invece magari... E vorrei che continuassimo a non esserlo, ecco. Cioè nel senso che quando tu hai un buon livello di servizio, ecco, non deve finire come la sanità, davamo per scontato di avere una sanità d'eccellenza e invece non ce l'abbiamo più. E quindi sì, per i servizi bisogna comunque combattere, no? Se c'è un disservizio si segnala, si fa capire a chi offre quel servizio che non è accettabile un calo di prestazione. Di prestazione, insomma, parlava di sanità, insomma, questo è un tema che riguarda un po' tutta la regione. Sì, è un tema regionale più che comunale. È vero, però insomma, immagino sarà nuovamente anche molto presente nelle campagne elettorali del prossimo anno. Sì, probabilmente sarà uno dei temi cruciali. Cruciali, secondo lei? Sì. Sì. Anche perché secondo me abbiamo sprecato un'occasione enorme col PNRR, perché la missione 6 del PNRR era fatta per finanziare la sanità, nato nell'immediato post-Covid, era un enorme investimento sulla sanità pubblica che poi non è stato attuato. E quello è uno spreco, è un fallimento che pagheremo moltissimo per i prossimi 20 anni, perché la società italiana sta invecchiando, la società triestina ancora di più. Gli anziani sono multimorbidi, hanno un sacco di patologie e hanno molta necessità di servizi sanitari. Assoluto, è vero. È un costo enorme per la sanità pubblica. Modernizzare la sanità, dare strutture, realizzare finalmente, compiutamente la sanità territoriale sarebbe stato un modo per reggere il colpo. E invece non sarà così e andiamo verso o un aumento spropositato e quasi insostenibile della spesa o un calo drammatico del servizio. Allora c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, sono Elisabetta, buongiorno. Elisabetta, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Elisabetta, la sentiamo. Buongiorno, sì, ok. Volevo parlare con la signora un attimo. Prego. Allora, io ho sempre detto, no, non mi stanco mai di dire, se una cosa che scoraggia le persone al voto, questo è la coalizione. Assolutamente. La coalizione? Sì. La coalizione, sì. La coalizione serve solo al politico, perché in questa maniera qua ha sempre il posto assicurato, o va da una parte o dall'altra, no? Mentre le persone a me scoraggia, io non voto più con la coalizione, perché mettiamo il caso il voto che mi va bene il discorso della Lega, no? Mi ritrovo a votare e a dare il mio voto alla Meloni, che è tutta un'altra cosa, cioè una cosa che per me è come un tradire chi va a votare. Questa è una questione forse anche di legge elettorale, ecco. no? Soprattutto, sì. Soprattutto di legge. Esatto, Chiaro. Per cui dovrebbero levare queste coalizioni. Chi ha un'idea, non è che tutte le idee vanno d'accordo, perché una linea non può andare d'accordo con il ex Movimento Sociale Italiano, nel momento che parliamo della Meloni, e due cose completamente diverse. Capito. Uno dice la Roma ladrona e l'altra invece la rappresenta, insomma, cioè, questo è il discorso, dovrebbero levare le coalizioni, ogni partito dovrebbe, che se ha i voti, quindi un sistema più proporzionale, insomma. Sì. Ecco, e se no andare a casa. Invece così in questa maniera qua abbiamo sempre la stessa gente. Chiaramente un partito non funziona, vanno in quell'altro partito della coalizione, hanno il posto assicurato. Mi scusi, signora, ma è la verità. Vabbè, no, non deve scusarsi. Assolutamente, io sono d'accordo con lei. Grazie Elisabetta. Grazie. Beh, è un'analisi interessante, no? Sì, è cruciale. Sì. Allora,
e fa parte anche di tutte le analisi che si fanno per capire la disaffezione al voto. E la signora ha centrato il punto. Il problema. Noi siamo andati da soli fino all'altro ieri. Sì. Le ultime comunali le abbiamo fatte da soli. Evidente che non abbiamo tutta questa simpatia per le coalizioni in generale, ma la legge elettorale è fatta in modo tale che una cosa non si possa evitare. Quello che si può fare, ed è quello che stiamo cercando di fare a tutti i livelli, è fare delle coalizioni credibili, cioè iniziare molto prima, parlare di temi, fare la quadra sui temi e arrivare con un programma ampiamente condiviso in modo che ci siano meno sorprese possibile successivamente. Questo è il massimo che noi riusciamo a fare in questo contesto con questa legge elettorale. Per fare quello che dice la signora è necessario avere un sistema proporzionale. Ma coalizioni, premi di maggioranza e listini bloccati sono tutte fattispecie che rendono impossibile per una forza politica presentarsi a elezioni da sola. Se vuole avere un risultato, se vuole sperare di amministrare, esatto, di dare un contributo, perché è quello l'obiettivo, no? È chiaro. Realizzare il programma. E realizzare il programma si può fare solo se si è in maggioranza, perché le opposizioni non realizzano nulla. Le opposizioni fanno solo opposizione in questo sistema, no? Detto questo, signora sfonda una porta aperta. Io ero per il proporzionale anche quando abbiamo votato tra proporzionale e maggioritario, per cui sì, bello sarebbe, non è possibile. Purtroppo con appunto la legge che abbiamo, no? Con quello che abbiamo in casa. Allora, vedo pronto il nostro Gianluca Paladin da un bel luogo di mare che è pronto per il collegamento del mattino, credo sia al bagno ferroviario, correggimi se sbaglio. Gianluca, buongiorno a te, buongiorno anche al tuo ospite. Laura, buongiorno, sì, siamo al bagno ferroviario insieme a Claudio Vianello, il presidente del bagno ferroviario, che ringraziamo per l'ospitalità. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E siamo di fianco alla scaletta, anzi alla passerella, rimessa totalmente a nuovo, la passerella che era crollata a causa delle mareggiate del 2023, ce li ricordiamo tutti, anche il ferroviario purtroppo tra i danneggiati pesantemente da quell'ondata di maltempo, da quell'ondata veramente ondata, è il caso di dirlo, perché ha tirato giù passerelle come questa, era sott'acqua, è stata totalmente rimessa a nuovo, verrà posizionata dall'elicottero come passaggio pedonale per raggiungere l'isolotto che c'è qui alle nostre spalle. Claudio, allora, ne è passato di tempo, ne è passata di acqua sotto i ponti, è il caso di dirlo, finalmente si riparte, perché voi dovete aprire anche tra l'altro questa stagione il 12 di giugno. Il 12 giugno riapriamo finalmente, riapriamo anche con i biglietti, quindi abbiamo la cassa, le persone possono venire anche una giornata sola qui a prendere il sole, a fare un bagno e a vedere questo bellissimo paesaggio dal Formaggino famoso al Faro della Vittoria e questa bellissima costa nostra. Le operazioni qui avvengono con l'elicottero che si posiziona, salirà di nuovo in volo poi e posizionerà questa passerella, giusto? Sì, viene l'elicottero perché i lavori fuori non permettono di far entrare un camion con la gru né da quella parte né da quell'altra, quindi abbiamo dovuto optare per l'elicottero. L'elicottero è lo stesso tipo di elicottero che mette le reti in montagna, quindi strutture pesanti. Questa passerella è stata rifatta completamente grazie al progetto dell'ingegner Todaro, che si è occupato di questo e degli attacchi, alla Baumann, che è la ditta che ha eseguito i lavori anche molto velocemente, devo dire, e conseguentemente finalmente dopo il 3 novembre del 2023 la gente potrà venire di nuovo in tutto lo stabilimento fino in fondo e potrà di nuovo tornare sull'isolotto di fronte a noi. Prossimo passo dopo il posizionamento verrà anche installata la parte in legno, giusto? Dove il camminamento per il pedone.
Sì, viene messo il paiolato di legno, abbiamo optato per il paiolato di legno per il semplice fatto che non ci si scotta i piedi se una persona cammina scalza o altro, ed è una struttura più leggera. Poi oltretutto, essendo stati progettati 4 attacchi sempre dall'ingegner Todaro e realizzati dalla Geomar sul posto, verrà saldato su un lato e vincolato sull'altro con dei dadi. Allora noi adesso vi restituiremo la linea per poterci posizionare e metterci anche in sicurezza, perché arriva l'elicottero, quindi ci garantiscono una posizione per la nostra sicurezza e per non intralciare ovviamente le operazioni in corso. Quindi Laura, casomai ti manderemo le immagini di questa prossima fase con il posizionamento della passerella. Intanto vi cedo la linea. Grazie Gianluca. Insomma, bello, è vero, sì, infatti un bel servizio, un bel luogo che rinasce dopo il problema delle mareggiate, no? Di 3 anni fa ormai, 2 anni e mezzo fa. Era diventato un luogo d'incontro, nel senso che ci andava un sacco di gente 3-4 anni fa, no? È vero, sì. E mi sa che ci siamo anche incontrate una volta. È vero. Mancava, no? Mancava, è vero, infatti. Allora, c'è una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco Lega. Allora, voglio dire, andiamo un po' indietro. Chi ha fatto il contratto euro-lira? Prodi, non poteva mettere 1-1, no, ha fatto 1,5. Però gli onorevoli prendevano 15 milioni ai tempi, al mese, adesso prendono 15.000 euro. Il pane che costava 4.000 ai tempi adesso costa 4 euro, le medicine uguali. Andiamo dall'avvocato per una causa, prima si andava con 500.000 lire, adesso 500 euro, ma è tutto il doppio per noi. Però gli onorevoli si sono aumentati il doppio. Allora, un'altra cosa, la sanità. Chi ha tagliato la sanità 37 miliardi? Renzi, Letta e tutti gli altri, 37 miliardi. Cosa vogliamo adesso? Andare a cercare? E dove sono andati quei 37 miliardi? Se la coperta è corta o si copre i piedi o si copre la testa, quindi da qualche parte il PNRR è andato da qualche parte. È inutile dire si poteva fare di là o si poteva fare di qua. Da qualche parte è andata, bisogna solo vedere dove è andata. Non si può dire così a occhi chiusi è andato via, buttati via i soldi. Andiamo a vedere, avete la possibilità voi, avete anche la televisione, ha la possibilità di andare a vedere e spulciare questi qui dove sono andati. Invece si tace e si continua a dire ma si poteva fare qui e si poteva fare là. Ma fatelo almeno qualcosa, fate qualcosa. Grazie Franco, questo è il grido di Franco. Allora Franco, lei ha ragione, ma il discorso è quello di prima. Chi è in maggioranza fa, chi è in minoranza osserva. Chi è in minoranza non ha nessun potere, io non so più come dirlo. Fate, volentieri. Allora, il PNRR l'abbiamo portato noi. Gli investimenti dovevano essere strutturali. Invece non è stato così. Noi col PNRR in regione ci siamo pagati i centri estivi in Carnia. Invece di sistemare il dissesto idrogeologico, investire sulla sanità e tante altre cose, abbiamo spostato il PNRR sui progetti già cantierabili, probabilmente per far presto. Però, per esempio, per fare un esempio proprio chiaro, l'Ovovia era già finanziata su un fondo nazionale e transitata sul PNRR. E così tantissimi altri progetti. Noi abbiamo utilizzato il PNRR non per fare cose straordinarie e strutturali, ma per coprire la spesa già programmata. E non è stata una decisione del Movimento 5 Stelle, che aveva in testa tutt'altro, è stata una decisione dei governi, del governo Meloni. Del governo Meloni. E dopodiché lui dice il cambio lira-euro, per carità, sono passati 25 anni però.
Ormai non ha neanche più senso parlarne. Quello che ha senso invece è la battaglia che dovreste riconoscerci, che abbiamo portato avanti per 10 anni contro gli sprechi della politica e contro i vitalizi, contro i costi della politica. L'abbiamo portata avanti e il governo Meloni ha cancellato tutti i risultati a cui eravamo arrivati, compreso il taglio dei vitalizi, e su questo però siamo fondamentalmente d'accordo con lei. La politica tende a costare troppo. Adesso riapriamo le province. Riapriamo le province, sappiamo che saranno elettive, sappiamo quanto costerà il presidente della provincia, all'incirca di 10.000 euro al mese, però non sappiamo ancora esattamente cosa faranno. E quindi vedremo. Di che cosa si sta parlando se non di costi della politica? Allora, dobbiamo fermarci per una pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo, ancora in compagnia di Elena Danielis. Bentornati in diretta ancora a Sveglia Trieste. Lo ricordo ancora una volta, oggi saremo in onda a partire da oggi, insomma, d'ora in poi fino alle 10:15, quindi andremo avanti un quarto d'ora di più. Poi torna anche la tanto richiesta ginnastica dolce, quindi questo sicuramente... Venerdì ho incontrato in autobus una signora che mi ha detto non so cosa è successo, io facevo ginnastica con Tele4, lei sa mica perché non la fanno più. E quindi adesso ritorna a grande richiesta perché insomma avevamo spostato l'orario ma non era stato gradito questo spostamento, ritorna insomma più o meno all'orario naturale. Allora siamo in attesa sempre di collegarci nuovamente con la nostra troupe, con il nostro Gianluca Paladin per l'arrivo di questo elicottero che dovrà posizionare la passerella ristrutturata. Abbiamo visto il bagno ferroviario che è tornato insomma al suo splendore, o sta tornando insomma al suo splendore, e sarà attivo nuovamente per questa stagione balneare, quindi auguri insomma per questa attività. C'è una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Allora, io dall'ospite volevo sapere due cose. Primo, come si pone il 5 Stelle rispetto all'abbattimento della Cornacchia e dei suoi piccoli autorizzati dal sindaco di Pordenone. E poi volevo anche sapere se nel programma elettorale ci sarà qualche richiamo allo stato di avanzamento dei lavori dell'ospedale di Catinara, perché pur essendo soggetto a fondi regionali è bloccato da 8-9 anni e credo che i partiti triestini dovranno dire ai cittadini che usufruiscono di questo ospedale che fine faranno. Tutto qua, io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, buona giornata a lei. Grazie. Allora, due temi molto diversi. Sì, parto dalla seconda. Dalla seconda, confesso che non lo so, nel senso che la costruzione del programma viene seguita per competenza dal coordinatore provinciale, che nel caso del Movimento 5 Stelle è Paolo Menis, sicché dovrei telefonare a Paolo e chiedergli che cosa intendono fare per l'ospedale di Catinara. Per certo ci sarà un punto del programma che spinge per migliorare la sanità triestina, perché la sanità triestina ha problemi leggermente diversi e ulteriori rispetto al resto della regione. Non che il resto della regione non li abbia, si stanno chiudendo i centri nascita in tutta la regione, in Carria non ci sono più i medici di famiglia, ci sono intere valli scoperte, cioè ci sono problemi sulla sanità in tutta la regione. Quella triestina ha problemi particolari e concentrati. E quindi, sì, sono certa che ci sarà. Cosa ci sia scritto, non lo so, bisogna chiederlo a Paolo e vi chiedo scusa, sono disinformata. La questione Cornacchia. Allora, il giorno del giudizio, no? Scrive oggi il Messaggero, purtroppo oggi proprio dovrebbe essere abbattuta questa Cornacchia. Io so che a Pordenone si sono fatti dei tentativi per catturarla che sono andati a vuoto, ragion per cui
viene deciso l'abbattimento. Il Movimento 5 Stelle è un movimento animalista. Noi siamo sempre contrari all'abbattimento degli animali, sempre. Ricordo che la sezione di Muggia a suo tempo aveva fatto una battaglia per la difesa delle nutrie. Delle nutrie, ricordiamo. Io personalmente ero un po' perplessa, ma sono state fatte battaglie di questo tipo e non dubito che il Movimento 5 Stelle di Pordenone cercherà di difendere la cornacchia. Dopodiché, se ci sono delle ragioni di sanità, di sicurezza pubblica tali per cui vanno dimostrate e poi va deciso da farsi cercando di ragionare in termini di beneficio collettivo oltre che per la cornacchia, insomma. Io spero che si trovi il modo di non ammazzarla, ecco. Umanamente trovo che ci sarà pure un modo alternativo per allontanarla. Ecco. Allontanare questo animale che infastidisce insomma tanti residenti. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Allora, non Udine. Sentiamo malissimo, è Franco? Mi sente? Eccoci, meglio? Sì, bene, meglio. Franco non di Udine, via Pinguente a Trieste. Non di Udine, allora, abbiamo già sentito Franco. via questo, volevo fare due precisazioni, mi senti? Perché sì, le sentiamo. No. Allora, la prima osservazione è una, anche se molto semplice. Allora, faccio l'esempio nazionale. Allora, un Renzi che non lo vota neanche su moglie, può condizionare un governo, ma può parlare per Renzi, ma può essere qualsiasi situazione anche del centrodestra, no? Dunque magari delle situazioni dove con una percentuale minima può essere condizionato un programma di governo, e questo è una delle tante robe che succede in questo paese. La seconda cosa, che non fa parte di questo ragionamento che ho fatto a me, è il fatto che la signora ha accentuato il fatto del medico di famiglia, e il medico di famiglia una volta era quel che aveva, come si può dire, una visione dei my life che aveva con lui, no? Adesso invece il medico di famiglia è diventato purtroppo, per tanti motivi, un medico burocratico che fa male e fa la ricetta e ti manda dello Torino. Manca anche la situazione del controllo, quel che era una volta del medico che era più attento e cercava di risolvere il problema anche in studio. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie Franco, buona giornata a lei. Io ho capito la parte finale sul medico di famiglia, non sono riuscita a capire cosa ha detto prima. Diceva, facendo l'esempio allora di Renzi, insomma, sulla legge elettorale, no? Sulle votazioni, diceva poi con poi la succede che qualcuno ti pugnala la schiena. Esatto. Sì, lo so, ecco. Succede spesso. Succede spesso. È come se tu sapessi di dover andare verso la passerella, quella dei pirati, ecco. Però ci devi passare. E hai le spade alle spalle, sai che di fronte ci sono gli squali, ma di là devi passare. E bisogna passarci. Sì. Invece era interessante il discorso che faceva su come è cambiato il medico di famiglia. Le porto un esempio. Parlavo con un'educatrice qualche tempo fa che mi raccontava come anche il suo lavoro sia diventato per il 40 se non 50% burocrazia, come quello delle assistenti sociali, come quello degli insegnanti. E lei diceva, mi ha dato un'immagine molto forte, mi ha detto: è come se una ballerina sul palco dovesse interrompere ogni 5 minuti la sua performance per firmare un documento. E così è chiaro che è una stortura enorme ed è chiaro che è una cosa a cui va messo mano, ed è però una cosa talmente enorme che non si sa bene da dove prenderla, perché ci sono voluti 30 anni per burocratizzare in questo modo tutti i lavori di servizio. È vero. E non è che in 5 minuti uno risolve il problema. Bisogna capire da dove prenderlo o quali strumenti utilizzare per sgravare queste persone da un lavoro che non è quello per cui hanno studiato.
perché non è quello per cui ha studiato il medico, non è quello per cui ha studiato la professoressa, l'educatrice, l'assistente sociale e così via. E non è quello che dovrebbero fare. È chiaro, quindi sì. Non è una passeggiata di salute risolvere il problema, ed è un problema molto diffuso. È un problema che è diffuso a più livelli, insomma, in vari ambiti lavorativi. Sì. Dove risulta più evidente, più stridente, è proprio nei servizi alla persona, di qualsiasi tipo, no? Ad esempio la sanità, insomma, certo. È quello forse più sotto l'occhio di tutti, no? Tutti abbiamo il medico di famiglia. Allora, c'è Marco Englaro che oggi è molto centrato su Piazza Libertà, in questo caso invece, allora, prima o dopo la Madonnina de Piazza Garibaldi scamperà sì la de Sissi, così la gaverà doppio recinto de protezione. e ci siamo, insomma, siamo sul tema della recinzione di Piazza Libertà, no? In questo caso. E questo è il tema della differenza tra destra e sinistra, no? Che non è una differenza su che tipo di problema vedi, perché non è che il centro-sinistra non veda il problema di Piazza Libertà, che è un problema. E il tipo di soluzione che proponi, no? Allora, recintiamo Piazza Libertà e poi cosa succede? Spariscono come per magia o si spostano da qualche altra parte? E dove si spostano? Vorrei vedere i cittadini sotto casa dei quali questi si sposteranno, perché si sposteranno. E quindi, insomma, il problema perché non è che continua triestini, a migrare. Questi non spariscono, non c'è una bacchetta magica, continueranno ad arrivare e la situazione va gestita. È una recinzione, non è una soluzione. È come scopare la polvere sotto il tappeto. Allora, c'è Davide che è perplesso, dice dopo dicono che chi governa non vuole decidere le regole favorevoli. Aggiungo che mancano preferenze, i partiti tutti vogliono essere sicuri di fare eleggere i propri big. Alla Camera la Lega ha eletto 66 deputati, gli stessi del Partito Democratico, ma con meno della metà dei voti in termini assoluti. Al partito di Matteo Salvini aspettano 42 seggi vinti grazie al sistema maggioritario contro gli 8 del PD. Stesso discorso per Forza Italia e Movimento 5 Stelle che nonostante percentuali molto diverse, 8,1% il primo, 15,4% il secondo, avranno un numero di deputati simile, 45 per il partito di Silvio Berlusconi, 52 per quello di Giuseppe Conte. Al contrario la lista Azione Italia Viva, che alla Camera ha preso quasi gli stessi voti del partito di Silvio Berlusconi, avrà solo 21 deputati, non avendo vinto nessun collegio uninominale. Torna un po' sulla questione della legge elettorale, no? Sì, sfonda una porta aperta. La legge elettorale è un ragionamento da fare e sarebbe un ragionamento da fare non sotto elezioni, perché se lo facciamo l'anno prima delle elezioni è evidente che la legge elettorale sarà pensata dal partito di maggioranza o dalla coalizione di maggioranza per cercare di avere più chance possibile alle elezioni che arrivano. E quindi di riconferma. E quindi sarà di nuovo una legge elettorale incostituzionale con grossi problemi di legittimità e bla bla bla. Siamo sempre lì, perché sono ormai quanti anni? 15, che si ripropone lo stesso problema. Noi mettiamo mano alla legge elettorale l'anno prima delle elezioni. Mi pare una pessima idea. E lo fa ogni governo, no? E lo fa ogni governo. No, noi non l'abbiamo fatto. No. Avevamo altri problemi da affrontare in quel periodo, no? Sì. Però effettivamente, insomma, gli ultimi governi sono spesso impegnati, no? In questo primo annuncio magari all'inizio del mandato e poi invece si rimanda fino quasi alla scadenza per proporre la nuova legge elettorale. Lo sta facendo anche questo governo, no? Adesso, in questo momento. Sì, infatti è questo il problema. Le leggi elettorali nascono inquinate dagli interessi politici del momento e nascono zoppe.
E queste leggi elettorali zoppe continuano, cioè alimentano il processo di disaffezione dei cittadini dal voto. La gente non va più a votare perché ha la sensazione che il proprio voto non serve a nulla. E il voto non serve a nulla perché tu voti una parte politica, voti una persona e poi tra premi di maggioranza, calcoli di coalizione, eccetera, viene eletto col tuo voto tutt'altro. E viene stravolto, è un po' quello che dicevano i nostri quello che dicevamo prima, no? sì. Allora, intanto stavo controllando, se mi vedete guardare alle mie spalle, non è... Sì, anche io intanto guardo sperando di vedere l'elicottero. È semplicemente per vedere, ecco qui, se c'è appunto questo elicottero che dovrebbe arrivare per prelevare e posizionare nel posto giusto questa passerella che dovrebbe collegare la riva alla isoletta, insomma, davanti al bagno ferroviario, un suggello insomma di quello che dovrebbe dare avvio alla nuova stagione balneare in quel luogo. C'è una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno, Silvia, alla signora Danielis. Buongiorno. Che la conosco di persona, ma ovviamente lei non può sapere chi sono. Comunque, io volevo dire una cosa. Io vivo questa situazione attuale come se fosse un dopoguerra. Perché praticamente guardandomi in giro, io al dopoguerra ero piccolina, sono nata dopo la guerra ma ero piccola, però insomma a un certo punto ho incominciato ad osservarmi, no? Attorno ai cambiamenti nella scuola, nella sanità, in tutto, nella società anche, no? I diritti civili eccetera. Io adesso mi rendo conto che veramente, ma non è una banalità, scusatemi la mia presunzione, io vivo come se fossimo nel dopoguerra, c'è tutto da ricostruire, perché hanno distrutto pian pianino tutto, trasversalmente, ma molto di più la destra, da Berlusconi in poi molto di più. Allora io credo che sarebbe ora di valorizzare le cose che sono state fatte positive e dire che sono positive. Per esempio Renzi, che non è che a me stia simpatico e non lo voterei, però devo dire che lui, bene o male, ha messo mano e corretto un gravissimo sopruso del governo Berlusconi, dove c'era la Meloni di ministro, che aveva tolto ogni controllo sui licenziamenti delle donne in gravidanza. Cioè in quel periodo c'era un vuoto di controllo, sicché i bravissimi datori di lavoro italiani facevano firmare in bianco la lettera di licenziamento. Nel momento in cui la donna portava il certificato di gravidanza, tirava fuori dal cassetto e veniva lì. Allora Renzi cosa ha fatto? Che deve essere, cioè il licenziamento doveva essere fatto tramite mail, insomma in qualche modo era controllabile, non poteva essere fatto prima. Diciamolo, perché così si mette in evidenza l'attenzione che aveva la Meloni verso le donne, una delle tante attenzioni che lei ha avuto, no? È importante questa cosa qua. È importante dirlo a viva voce che i 5 Stelle davano una parte del loro stipendio congruo e lo versavano verso cose interessanti, tipo le start-up giovani, eccetera. Bisogna dirlo e ammetterlo. Il bonus 110 serviva, che sia stato gestito male lo sappiamo, ma Conte l'ha gestito pochissimo, è stato anche gestito male, però serviva alla gente, non è che serviva a Conte o ai 5 Stelle, serviva al popolo e ci sono case molto belle messe tutte a posto. Terza cosa, poi chiudo, la sanità. Allora, c'è un'atmosfera brutta, perché i medici di base non sono più onesti e bravi come una volta, non lavorano più in scienza e coscienza. Mi dispiace, non ti vengono a casa, non ti fanno una visita, non sono reperibili. Io vorrei capire quanto prendono per ogni malato che hanno, che magari quello lì non si fa vedere mai perché non ha bisogno, meno male. Ecco, vorrei capire quanto prendono da me all'anno i medici di base, perché adesso addirittura vengono, quelli che sono un pochino più coscienti, vengono diffidati dalla regione a prescrivere esami, a prescrivere farmaci, anche in caso di persone veramente bisognose. È successo a me, che io ho una dottoressa giovane e quella lì praticamente non ti fa più niente.
a fronte di un'attesa di 1 anno e mezzo, si rifiutava di farmi una priorità, ma non urgente, tipo 1 mese, 2 mesi, così. Ho detto 1 mese almeno in presenza di un disturbo. Si rifiutava, ma non è urgente. Ho capito, ma tra l'urgenza e aspettare 1 anno e mezzo c'è una certa differenza. In compenso vanno al pomeriggio, quando sono liberi, a fare attività privata. Ma tipo anche estetico, roba estetica, in modo che è fruttuosissimo, che una seduta può fruttare 150-200 euro, è così. Cioè, guardiamo, c'è anche la mentalità proprio cambiata e la gente è cambiata, non c'è più diciamo, la dignità del mestiere. E infatti so di alcuni medici, non vecchi, perché poco più che sessantenni, che se ne sono andati in pensione, indifferente, se ne sono andati perché non potevano più lavorare in scienza e coscienza. Quindi siamo nel dopoguerra, mi creda signora Danieli, siamo come nel dopoguerra. Grazie Silvia. Grazie, allora, grazie anche delle parole che ha detto, equilibrate su diamo a Cesare quel che di Cesare. Quel che di Cesare. Sì. Allora, le commenteremo subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Se non c'è invece in arrivo il famoso elicottero, no, fatemi sapere. Allora no, mi pare non sia ancora in arrivo. Non si vede nessun elicottero. Si è vista una barca passare. Fa venire voglia di andare al mare. Ancora, è vero, fa voglia di andare al mare, sono comunque belle immagini. Allora ci fermiamo, piccola pausa, l'ultima della mattinata, poi andiamo avanti fino alle 10:15. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Elena Danielis, Movimento 5 Stelle, che è in dialogo con voi telespettatori, sia attraverso le mail che leggiamo, sia le vostre telefonate. Vi ricordo che appunto siamo ancora in attesa da parte del nostro Gianluca Paladini di ricollegarsi con noi dal bagno ferroviario per vedere queste operazioni. Spero di riuscire a vederlo. Esatto, di posizionamento della nuova passerella che sancisce un po' il ritorno alla normalità di questo stabilimento balneare. Allora, una telefonata in arrivo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Maria Giovanna. Maria Giovanna. Buongiorno a lei e buongiorno alla sua ospite. Volevo fare un'osservazione. Dica. Cioè, noi abbiamo perso il nostro senso critico delle cose proprio quando è salito a primo ministro il Cavaliere. Noi con Berlusconi, che ci ha detto che tutto andava benissimo e che ha fatto poi delocalizzazioni e che comunque ha fatto gli affari suoi, perché chiaramente vediamo anche adesso cosa sta succedendo, è una proiezione chiaramente. Qui però noi abbiamo perso il senso critico delle cose, perché l'abbiamo scusato e abbiamo detto beh, ma tanto è il suo privato. No signori, perché una persona che ha una carica pubblica, cioè il suo privato deve camminare con il pubblico, scusatemi, e questo è. Vediamo adesso Trump, ma scusate, questo è tutto in proiezione, è tutta una forbice che si è allargata e che non riusciamo chiaramente a controllare, perché tutti camminano con uno smartphone in mano e sono tanti narcisi per la strada. Io che non lo faccio devo evitare, perché sul marciapiede devo evitare le persone con lo smartphone, devo evitare i guinzagli, perché i cani vanno da una parte all'altra del marciapiede, e le biciclette, le deiezioni e i monopattini. Non vi dico che cos'è in via Oriani a certe ore del giorno, tipo le 10. Capito. Cioè, è una cosa impressionante. Scusatemi, io vi saluto. Grazie Maria Giovanna. Grazie del suo sfogo, grazie. Insomma, grazie, buona giornata. È un'osservazione interessante, perché è vero che nel ventennio berlusconiano sono state sdoganate un sacco di fattispecie, di pratiche, di male pratiche, che poi sono diventate prassi.
È cambiato il modo di parlare dei politici, è cambiato quello che ci si aspettava dalla classe politica, è cambiato il rispetto tra le diverse istituzioni. Prima di Berlusconi nessuno si sarebbe sognato di mancare di rispetto alla magistratura. Un potere dello Stato rispettava l'altro. In questo la signora ha perfettamente ragione. C'è stata una parabola discendente di quello che erano mi viene da dire gli stilemi, ma non è la parola giusta, gli schemi di rispetto che sia a livello istituzionale che poi a cascata anche a livello sociale venivano ritenuti d'obbligo o uno standard minimo. E questo è vero. Questo è vero. E rispetto invece a quello che diceva prima Silvia, che poi insomma ha fatto una lunga analisi, poi c'era la pubblicità, no? Sì, ha fatto una lunga analisi, è partita da... dicendo siamo in un dopoguerra, c'è tutto da ricostruire, no? In tema di diritti, in tema e bisogna di capire servizi. Qual è stata la guerra. Se il periodo di Berlusconi, come diceva quest'ultima signora, o il Covid, cosa intendiamo come guerra? Che cos'è che ha distrutto tutto quello che ritenevamo parte della struttura portante del nostro paese? Anche lei comunque citava il governo Berlusconi e parlava della correzione del licenziamento delle donne in gravidanza, no? Sì, dicendo che la Meloni sì. è figlia di quel modo di fare politica, che è stata ministra nei governi Berlusconi, che ha visto Berlusconi come dire, diminuire le garanzie per le donne sul luogo di lavoro. Lei stessa nell'ultimo governo ha aumentato di nuovo l'IVA sugli assorbenti, sul materiale sanitario per il ciclo femminile, no? e che noi avevamo abbassato durante il governo Conte. Sì, cosa che non ci si aspetta da una donna al potere, no? Tu ti aspetti che da una donna al potere ti aspetti che venga incontro in qualche modo alle esigenze delle donne, invece succede il contrario, perché non è una questione di fisico, è una questione di mentalità. Allora, ci scrive un signore che si chiama Mauro e dice, cambiando argomento, volevo chiedere alla vostra gentile ospite come procede il programma per futuro in comune dei 5 Stelle con Rifondazione Comunista e secondo voi perché Rifondazione Comunista non viene mai chiamato nella vostra trasmissione per capire anche il loro programma. La Rifondazione fa parte della coalizione. Non è che il programma è nostro o loro, cioè stiamo cercando di mettere giù i temi che sentiamo più importanti per realizzare un programma condiviso. I tavoli che sono partiti ormai da quasi un anno, se non di più, e a questo servono, a mettere a sistema le opinioni di tutti in modo da smussare gli angoli, trovare la quadra e andare avanti insieme. Siamo forze politiche che sono di natura progressista, ma ci sono delle differenze abbastanza importanti tra l'una e l'altra. Trovare la quadra è un percorso lungo, ma è necessario se vogliamo presentarci come un soggetto credibile. È un soggetto unico, con un unico programma e degli obiettivi condivisi, e questo è il fatto. Dopodiché Rifondazione fa parte della coalizione, è coinvolta in questi tavoli e ha più che modo di dire la sua. E per il resto bisogna che rispondi tu. Sì, in realtà magari qualche volta abbiamo difficoltà a trovare proprio gli esponenti, no? Che siano disponibili a venire alla trasmissione, ma non abbiamo nessuna preclusione, anzi approfittiamo così di questa mail per invitare gli esponenti appunto di Rifondazione Comunista anche a venire alla nostra trasmissione, anzi se il telespettatore vuole sentire anche il loro contributo al programma che si sta costruendo, ben venga, insomma, assolutamente non c'è nessun problema. Abbiamo parecchi punti in comune con Rifondazione, specialmente sulle materie che riguardano il lavoro, i diritti dei lavoratori, il sociale,
e l'importanza dei servizi pubblici, abbiamo e del mantenere più possibile nell'ambito del pubblico i servizi. Su questo siamo molto vicini con Rifondazione. Ecco, quindi c'è anche insomma, questa forza politica all'interno. Invece abbiamo letto, insomma, Azione si è smarcata, no? Con il segretario locale, sì, governa. C'è stato un po' di disallineamento, ho parlato con la Rossetti l'altra settimana perché ci siamo incrociate a qualche perché qualche proprio evento, lei qui in trasmissione... Perché lei invece sarebbe stata per entrare nella coalizione progressista e io le esponevo tutte le mie perplessità, perché le dicevo guarda, non per te, perché anche è una donna intelligente, è facile andare d'accordo con una donna intelligente, ma la forza politica che rappresenti non può stare a destra, cioè X1-2, cioè a destra, a sinistra, al centro, dovete capire cosa volete fare e soprattutto il vostro ingresso rende più instabile la coalizione, meno credibile, meno affidabile, no? È difficile che un elettore del Movimento 5 Stelle voti una coalizione all'interno della quale c'è anche Azione. E succede la stessa cosa per gli elettori della sinistra, forse un po' meno per quelli del PD, ma alla fine non capisci quanto vai a perdere e quanto vai a guadagnare volendo fare un discorso da bottegaio, no? Però il problema è l'affidabilità, il messaggio di affidabilità che tu dai all'esterno. C'è anche il tema del cambiamento, no? Proprio della legge elettorale anche per le comunali e quindi del non ricorso al ballottaggio in questo caso. Infatti, no? E questo è un tema, insomma, di cui tener conto. È un tema e come si diceva in 2 telefonate stamattina, è un tema di scelte politiche che vanno in direzione radicalmente opposta a quella di valorizzare l'opinione dei cittadini. E valorizzare una sorta di proporzionalità, no? Esatto. Insomma, è esattamente il contrario. Esattamente. Allora, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Elena. Elena, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, vorrei replicare a un'affermazione che ha fatto la vostra ospite, dicendo appunto che non c'è più rispetto per la magistratura. Allora, come si può avere, il mio pensiero è questo, come si può avere rispetto di una magistratura che condanna una persona che ha difeso si è difeso da dei ladri che gli sono entrati in casa, che li hanno feriti no? Praticamente che danno sentenze in cui si devono risarcire, condannano queste persone a risarcire i parenti degli ladri. Cioè questo è un messaggio fuori dal mondo. Cioè, capisce che questo a un certo momento, quando cioè noi che siamo abituati che la magistratura protegge le persone dai malintenzionati, tutte queste cose così, e fa queste sentenze qui. Cioè, a un certo momento uno resta allibito. Io non so cosa dire, cioè, sinceramente. Cioè, la magistratura, secondo me, anche in questo caso, ha perso parte della sua credibilità per questi fatti qui. Ho capito, Elena. Allora, grazie Elena. Buona giornata. Sì. Grazie, buona giornata. Grazie, siamo omonime oltretutto. Allora, sì, è vero. Capisco il discorso è umanamente incomprensibile, devo fare però 2 distinguo. Uno, io non parlavo del rispetto della magistratura nell'ambito della sua funzione pratica, ma parlavo del rispetto di un potere dello Stato. Nel senso, la democrazia si regge sull'equilibrio di 3 poteri, no? Legislativo, esecutivo e giudiziario. Nello Stato italiano ogni potere è indipendente benché collegato all'altro
ed è rappresentato da organi diversi, no? Il legislativo, il Parlamento, l'esecutivo, il governo, il giudiziario e la magistratura, o il CSM, ok? Il rispetto tra le istituzioni è fondamentale, perché così per dare ai cittadini l'immagine di uno Stato dignitoso, non mi viene un termine non mi viene un termine migliore, dignitoso. L'attacco costante alla magistratura, che è cominciato nell'ambito dei processi a Berlusconi, ha minato il rispetto dell'istituzione. E minando quel rispetto lì, ha minato un sacco di altre applicazioni del rispetto che poi vediamo quotidianamente per strada. Dopodiché il magistrato non decide se condannare o meno un cittadino, un imputato, sulla base di quello che gli passa per la testa la mattina. Il magistrato applica la legge. Se la legge prevede in quella fattispecie determinate azioni, il magistrato è tenuto ad applicarle nel momento in cui riconosce che ci sono determinate attenuanti, determinate aggravanti, una serie di situazioni che vanno dimostrate attraverso un processo che è strutturato e prevede l'intervento di più soggetti, i PM per esempio. E il magistrato non decide perché gli sta simpatico il ladro che il rapinato debba in qualche modo risarcire, perché per motivi suoi. Il magistrato applica la legge, il suo lavoro è applicare la legge. Capendo insomma che può non piacere, può piacere o non piacere, può piacere o non piacere, non è questione, non vi piace, cioè non va bene, cambiamo la legge. Allora, perché altrimenti è a monte, bisogna lavorare sulle leggi se si vogliono delle leggi meno tolleranti e più severe. Dopodiché, se capita a noi, non saremmo contenti che le leggi non siano tolleranti, garantiste nei nostri confronti. Ci sono oggettivamente delle storture e la normativa italiana è elefantiaca, per cui trovi tutto e il contrario di tutto. È vero, però è anche vero che non è colpa della magistratura, che le leggi vengono fatte dal Parlamento, non dalla magistratura. Allora, c'è una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Signore, eccoci. Quasi Gianni, che vuol dire una monada. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Ma una grande monada, voglio dire. Questo quarto d'ora che si è messo in più, sì. Se poi tirar giù la saracinesca di queste condizioni politiche del Tizio, Caio e Sempronio, sì. Che se solo che contrasti uno vedi bene, quell'altro vedi male. Parliamo un momento di quel che c'è in libreria, di quel che ha letto uno, se che bella idea, ci piace fa la cioccolata e in quel momento se si trova. Ecco, volevo dire che se era possibile sto quarto d'ora dare a questa intenzione che penso me, che tutti devi dire, orca volete questa è una monada, non sta solo, oppure solo guarda che merita. Adesso mi parlo dei grandi scrittori. Consigli di lettura piuttosto. Ma anche quel che viene scritto oggi, no? Perché no? Qua mi pare che sia poca lettura, mi pare, dopo essere, siccome mi vivo solo, probabilmente parlo monade più del solito, ma volevo dire, non è che voglio parlare di Ferizer o di Chekhov o di Turgenev o di Singer o di Stevenson, ma volevo solo dire che se faccio una cioccolata questo quarto d'ora su quel che uno legge per scambiare due parole senza le contraste della politica. Va so bene. che parla tante monade.
le chiedo anche scusa. Ma si immagini Gianni, anzi mi sembra un suggerimento molto carino, grazie, molto. È vero, molto intelligente. Grazie Gianni e buona giornata Molto anche bello. a lei, è vero? Gianni, guardi, sabato sono andata a vedere l'inaugurazione di un'installazione che secondo me era veramente bella, al 26. Al Magazzino 26. Al Magazzino 26, l'artista si chiama Maria Sanchez. Sì. E l'installazione si chiama La Balena, se non sbaglio, e devo dire che sono rimasta molto colpita. Sì. Quindi parliamo d'altro, ha ragione. Possiamo parlare d'altro. Allora, vediamo se riusciamo anche a trovare qualcosa su questo. Dunque, apriamo l'immagine in una nuova scheda, ha a che fare con l'installazione. Possiamo far vedere forse l'immagine? Sì, è quella. Ecco qui. Molto. Questa è una installazione che c'è al Magazzino 26, Magazzino 26. Si può vedere tranquillamente. Bene, grazie al signor Gianni per il sì, per averci suggerimento portato lì. Che ci ha portato insomma, anche alle iniziative culturali di cui la nostra città comunque è ricca, no? Sì. Però anche in un luogo... Ci sono presentazioni di libri tutte le settimane. Tutte le settimane. Ormai non sei nessuno se non scrivi un libro. Vero. Ci ha portato anche in un luogo sul quale però l'attenzione della politica è sempre molto alta. Il Magazzino 26 non solo, il Portovecchio, no? In realtà il futuro del Portovecchio e su questo si giocherà molto della campagna elettorale del prossimo anno, ma molto del futuro della città proprio, naturalmente. Sì, purtroppo ci troviamo con meccanismi già in movimento che è impossibile o difficilissimo bloccare o deviare, no? E si parla facendo un passo indietro, si parla spesso di dittatura della maggioranza. Cosa vuol dire? Vuol dire che la maggioranza ha i numeri per votare in qualsiasi livello istituzionale quello che decide di portare avanti. La minoranza può fare fuoco e fiamme, può uscire sui giornali, può lasciare l'aula, può votare contro, ma non impedirà alla maggioranza che ha i numeri di fare ciò che vuol fare. E il Portovecchio è l'emblema. L'opposizione in consiglio comunale vedeva, con relative differenze, siamo molto simili come visione ad Adesso Trieste, un poco più distanti dal PD, però più o meno tutti nella stessa direzione, vedeva Portovecchio come un'occasione di rilancio della città. Invece verrà realizzato un project financing con una ditta di Bergamo che realizzerà un impianto residenziale di servizio di altissima gamma, no? Tipo un Porto Piccolo, per dire, come tipo di struttura, e a beneficio evidentemente di investitori che vengono da fuori città. Noi ci vedevamo più un distretto tecnologico, un distretto culturale, un posto dove sviluppare innovazione, cultura, ma anche economia, e cercando di evitare quote troppo significative di residenza. Di residenza, chiaramente. Insomma, o privilegiando residenza temporanea. Perché voglio dire, se ci fai 2 studentati non avrai mai il problema che quella zona di notte resti vuota. Resti deserta. Che no? è la scusa classica che viene portata al fatto di non farci residenza. E se ci fai 2 case di riposo invece è facile che di sera non ci sia nessuno in giro. È vero. Ecco, allora bisogna capire in che direzione vogliamo andare. Noi avevamo in mente tutt'altro, ci troveremo in mano un progetto probabilmente già esecutivo, già firmato, a cui non sarà possibile opporsi. Ne parleremo ancora, invito fin d'ora a tornare a trovarci Elena Danielis. Grazie a tutti. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.